Questo è quello che mi scrivono, perché tutte le mattine adesso apriremo la posta. Oltre ai saluti di Natale e ai ringraziamenti, arriva anche questo. Allora, qui però casca l'asino. Meglio entra in gioco la statistica del pollo di Trilussa. Se uno mangia un pollo e l'altro resta a bocca asciutta, statistica vuole che i due abbiano mangiato mezzo pollo a testa. Invece uno è rimasto a stomaco vuoto. Ecco perché quando guardiamo alla distribuzione del reddito in Italia le cose cambiano. Allora, 2.740 euro lordi al mese su 13 mensilità, netti 1.980 euro al mese, 15,57 euro lordi all'ora, basato su 176 ore al mese, 11,25 euro netti all'ora, basato sempre su 176 ore al mese. Davo un'occhiata in giro per vedere quale dovrebbe essere un buon stipendio per vivere ed una famiglia con 2 figli dovrebbe a questo punto disporre di un reddito familiare di 3.900 euro al mese, 46.800 euro l'anno. In Italia non esiste una legge che impone un salario minimo, anche se la Costituzione all'articolo 36 parla di retribuzione dignitosa. Tutto viene affidato a contratti collettivi nazionali di lavoro che stabiliscono i minimi settoriali. Tra il dire e il fare però c'è di mezzo il mare. Si è assistito ad un contratto nazionale per i vigilantes che fissa la retribuzione oraria minima a 5 euro l'ora, CGL Fil-Cams. Povertà in Italia assoluta, colpisce 5.700.000 persone, il 10% della popolazione. Una famiglia composta da una persona è considerata povera se ha un reddito inferiore a 640 euro al mese. Una famiglia con un figlio a carico è considerata relativamente povera con un reddito mensile inferiore a 1.400 euro al mese. Mi fermo qui per questa prima parte perché mi sembra che ho letto delle cose interessantissime. Ieri tutti quanti i telegiornali ne parlavano, abbiamo sentito anche delle persone molto illustri che hanno detto che in Italia con questi stipendi si fa la fame e in altre realtà vicino a noi, in altri stati europei, lo stipendio è quadruplicato difetto al nostro, l'80% in più. Allora ne parliamo con Simona Cardarelli, Presidente della Croce Rossa Italiana di Treviso. Grazie Presidente di essere qui. Sentiremo in che acque naviga anche la Croce Rossa, visto che dovremmo veramente supportarla, se non ci fosse dovremmo inventarla, perché sta mettendo veramente le pezze dappertutto per cercare di salvare le vite, oltretutto. E poi saluto anche Alessandro Tonetto, vediamo se è collegato. Non c'è ancora, poi eccolo qua, sta arrivando. Alessandro Tonetto, Fondazione Sada, ecco che fa le corse. Ecco Alessandro, buongiorno Alessandro. Buongiorno, come stai? Tutto bene? Bene, Tutto bene, siamo in forma perché più paletti ci mettono e poi noi li superiamo, siamo forti. Allora, Presidente, cosa ci racconta? Allora, si apre il 2026, ci racconti come avete chiuso il 2025, se con grande speranza, con grande apprensione. Prego, Presidente. Allora, intanto grazie di questo invito. Come abbiamo chiuso il 2025? Abbiamo chiuso il 2025 con molte soddisfazioni. Però devo rimanere un po' nel range, ovviamente non parlo dei conti fatti dalla CGIL e gli stipendi, perché noi siamo tutti volontari, però di fatto andiamo in difficoltà spesso perché effettivamente noi non ci sostituiamo a nessuno, non ci sostituiamo alla sanità, non ci sostituiamo ai servizi sociali, alle istituzioni, andiamo in supporto. Però poi quando il supporto non ci supporta anche economicamente, quando ne abbiamo necessità diventa difficile. È chiaro che le convenzioni sono strutturate in un certo modo e sono quelle, però effettivamente bisognerebbe tenere presente che forse, non voglio andare troppo indietro, ma anche dopo il Covid probabilmente qualcosa è aumentato e non è mai sceso dall'emergenza, quindi andrebbero un po' adeguati anche i costi, però ci rendiamo anche conto che in effetti la popolazione non può venirci dietro su questo, proprio anche soprattutto per i motivi che hai elencato prima. Croce Rossa chiude con molte soddisfazioni, chiude con molta progettualità,
chiude con molti volontari e lì mi permetto di dire una cosa importante: solo nel mese di ottobre-novembre sono stati arruolati, passatemi il termine, 189 volontari nuovi. Giovani? Giovani sono quasi 90. Pensate. E devo dire che questo è un grande risultato. Ora non andiamo sulla parte economica, perché Croce Rossa è un'associazione di volontariato e come tutte le associazioni ODV e il terzo settore non ci dimentichiamo che però per normativa funzioniamo come un'azienda. Quindi d'accordo il volontariato, però forse credo che tu, Mirella, mi capisca bene, perché conosci benissimo il mondo delle associazioni, quindi abbiamo bisogno di supporto anche lì. Il tuo 5 per 1000 sotto lì anche a noi salva sulle progettazioni, però è un grande risultato. Il ritorno al volontariato è un segnale forte, un segnale che i giovani ci stanno dando, nonostante all'esterno non ci sia proprio, come si dice, questo mondo idilliaco da favola a cui vorremmo aspirare. Il 2026 inizia con una serie di progettazioni, soprattutto per la popolazione, per venire incontro anche a queste carenze. Ripeto, noi non ci sostituiamo a nessuno, abbiamo la formazione idonea per poter fare, ma andiamo in supporto. Quindi anche dare una mano per quello che è la nostra mission sulla popolazione, mettendo a disposizione, qui te la lancio qui perché partirà il mese prossimo, il progetto come ufficio sanitario. Siccome molti vanno in piazza per glicemia, colesterolo, perché non farlo in un ambiente protetto? Abbiamo gli spazi, quindi lanceremo questo progetto insieme con un'altra grande associazione dove metteremo a disposizione quantomeno, diciamo, lo screening di base, quindi pressione, glicemia, colesterolo ovviamente di base, poi da avere un primo screening da portare al medico di base. È fondamentale perché è prevenzione, esatto. Allora sentiamo anche Alessandro Tonetto cosa ci racconta invece Fondazione Sada, consiglio su guida sicura, tanti incidenti anche nel 2025, molti morti, soprattutto giovani, e soprattutto il capire che forse qualcosa si può fare, Tonetto, nel senso che si ha la patente ma non si sa guidare, così lo dicono in molti. Forse sarebbe ora di capire che forse la teoria andrebbe vista in maniera diversa e fare molta più pratica. Ormai se la macchina si ferma non è che ti metti ad alzare il cofano e a vedere cosa puoi fare, ma ti fermi e chiami l'autogru, chiami quello che vuoi, ma tu stai fermo. Perciò non capisco ancora cosa voglia dire motore e che non si faccia un passo in avanti, non a lato ma un passo in avanti, perché purtroppo vediamo che questi ragazzi veramente non sanno guidare. Hanno la patente, hanno delle macchine potentissime, non si rendono conto della velocità. Io ho provato a salire con qualcuno, poi andate via a 170, 180, sembra di andare a 90 all'ora, poi guardi, conta chilometri, dici mamma mia, aiuto. Allora Tonetto, cosa sta succedendo? Prego. Allora, diciamo che purtroppo dobbiamo registrare, dopo il 2024 che c'era stato un decremento degli incidenti, nel 2025 li abbiamo riaumentati. E come dici tu, proprio è vero, cioè i ragazzi escono dalla scuola guida che hanno le nozioni base, diciamo così, però sono convinti di saper guidare. Quando poi noi li portiamo, perché ne abbiamo portati in 3 anni 7.000, a fare in tutta Italia i corsi di guida sicura, proprio con Fondazione Sada, ci siamo accorti che, per esempio, una cosa che sembra banale, ma la frenata di emergenza il 98% non la sapeva fare, non aveva idea, e alla fine ci diceva, ah, ma allora la macchina frena tanto, la macchina si comporta così. Quindi quello che noi diciamo è che va insegnata molta più guida. Anche lo Stato adesso sembra che abbiano aumentato, cioè hanno aumentato da 6 a 8 le ore certificate, però tu capisci che se mi paragono con la Slovenia dove sono 18, con l'Austria dove sono 17 le guide certificate, noi siamo con grande sforzo arrivati a 8, cioè che è meno della metà degli altri. Quindi c'è qualcosa che non va di fondo, ok? Per quanto riguarda la teoria, guarda, noi come fondazione siamo associati a un'azienda che fa teoria addirittura adesso come le università e come tutti quanti fa le teorie online. Per quale motivo? Perché vogliamo arrivare anche a chi non ha fatto la teoria perché magari non poteva, ed è un nuovo modo di fare la teoria. Allora vogliamo che la teoria
la parte teorica, pratica, diciamo teorica, arrivi a tutto, e per riuscire ad arrivare a tutti abbiamo creato questa parte che si chiama Guida e Vai, che fa questa teoria come le università online. Dopodiché ci concentriamo molto di più sulla parte guida, e tutti quelli che si iscrivono a fare la patente con questa nuova azienda, e ti parlo di quasi 1000 persone al mese che si iscrivono, tutte hanno diritto a un corso di guida sicura gratuito. Perché l'abbiamo fatto? Perché abbiamo visto che la teoria sì è bella, la devono fare perché per legge, come tu sai, la devono fare, anche se io e te la pensiamo allo stesso motivo, ma allora li facciamo risparmiare, diciamo tra virgolette, sulla teoria, facendo online abbattiamo i costi per puntare poi tutto sulla parte pratica, dove lì veramente si vedono le differenze, riuscendo poi a regalargli questi corsi di guida sicura, perché altrimenti non ne veniamo più fuori. Se pensiamo solo a fargli imparare l'olio motore, a fare come si cambia il liquido dei freni, ma dico, oggi come oggi, se non vai in officina perdi anche la garanzia dell'auto, perché ti devo insegnare a fare delle cose che poi non puoi fare. Alessandro, cosa ne pensi, Alessandro Tonetto, di questo che è stato messo ieri a Roma, ecco, il 30 km all'ora? Vuol dire che la situazione è veramente drammatica, perché se pensiamo cosa vuol dire andare a 30 all'ora, ma soprattutto ieri sentivo tantissime persone, Alessandro, che dicevano: ma come si fa ad andare a 30 all'ora? Ma come si fa? O 10 all'ora? Ma cosa mettono? Hai capito che forse ormai la velocità viene vista in maniera diversa, non più come sicurezza, ma io ho fretta e devo correre, perché se uno ci pensa bene dovrebbe dire l'incontrario, devo rallentare perché vedo che c'è qualcosa che no. Invece ieri, guarda che veramente ho pensato, perché a me piace sentire anche gli altri, perché quando parlo al mattino devo avere... E tutti dicono: ma 30 all'ora, 10, ma buttate via quei cartelli, ma come si fa? Perché la fretta annebbia il cervello, a mio avviso. Prego Alessandro, cosa vuoi dire? Allora, dico due cose proprio perché qua con me vai perfettamente d'accordo. Allora, innanzitutto è stato dimostrato, quindi non parlo di se, ma dimostrato in paesi come la Svezia e la Danimarca, che diminuendo di 10 km all'ora nei centri abitati il limite, si sono ridotti gli incidenti gravi del 40%, non di 2%. Del 40%. Secondo, questi cittadini di Roma dovrebbero sapere che la velocità media nella loro città, quindi la reale velocità media nella loro città, è di 12 km orari. Quindi mai arriveranno, se non di notte, a percorrere un centro abitato a 30 all'ora. A Milano siamo sugli 11 km orari, a Napoli siamo sui 9 km orari, ma io che sono spesso a Milano quasi tutte le settimane, effettivamente nelle ore di punta sei quasi sempre fermo, quindi l'idea di questi 30 km orari, vado troppo piano, è fasulla. Terza e ultima considerazione: ricordo a tutti questi signori che i crash test, dove si vede questa macchina che si distrugge, sono fatti a 40 all'ora, cioè a 40 all'ora la macchina si distrugge. E la signora lì ospite con te del pronto intervento della Croce Rossa sa benissimo quello che sto dicendo, cioè ragazzi, a 30 all'ora si ammazza una persona senza difficoltà, quindi andiamo piano a dire che 30-40 all'ora è una velocità non percorribile in futuro, anzi sarà sempre di più. Allora andiamo a vedere invece questo video che ha portato Simona Cardarelli, la presidente della promozionale della Croce Rossa Italiana. Andiamo a vedere il video promozionale. C'è un simbolo che è vivo dal 1864. Un emblema che ha il valore dell'umanità e ieri come oggi muove uomini e donne a tendere la mano verso gli altri. Che ha il valore dell'universalità e spinge i nostri 150.000 volontari a prestare soccorso e conforto in ogni angolo del mondo. Il valore dei nostri 7 principi, da sempre guida e faro delle nostre azioni. Noi siamo parte della storia d'Italia. Noi siamo la Croce Rossa Italiana. Da 160 anni ovunque, per chiunque.
Allora, Presidente Cardarelli, come commento, complimenti per questo video, fa capire quante cose fate, la professionalità che avete, soprattutto quello che ha sentito sia dalla sottoscritta che da Alessandro Tonetto, che lei ha conosciuto perché lui è venuto anche al villaggio delle associazioni ed è stato molto contento perché ha capito l'importanza di capire con chi confrontarsi, con le associazioni. Prego. Bene, questo ultimo concetto che hai espresso, come confrontarsi con le associazioni, è una grande verità, non sempre proprio attuata, però anche grazie a questi villaggi, che ci siano 10 persone, 50 o 100, c'è sempre una che si incuriosisce e arriva a questo video un po' il riassunto di tutto ciò che è la nostra Croce Rossa italiana, non solo Treviso, e ti ringrazio di averlo apprezzato perché io sono sempre con il cuore che batte quando lo vedo, ma è la nostra mission, l'abbiamo scelta, quindi è così. Per quello che riguarda insomma il concetto che esprimevate prima, sì, abbiamo parlato spesso di rete, abbiamo parlato spesso di parlare la stessa lingua, piace a tutti ma si fa fatica. Anche sulla questione che diceva il dottor Tonetto e che avevi già che hai sollevato tu tante volte sulla sicurezza, in effetti trova anche il nostro abbraccio, non commento a livello tecnico quelle che possono essere velocità, statistiche o quant'altro, posso però parlare per quello che riguarda noi. Spesso non serve neanche andare a fare le gare di corsa o vedere che la notte magari quando noi usciamo le 3, le 4 magari abbiamo la macchina che ci supera nonostante i lampeggianti e le sirene accese. Questo è un dato che penso che debba far riflettere, quindi non c'è soltanto la questione 30-40 all'ora, ma spesso stiamo assistendo, e mi dispiace molto, anche al non rispetto di quello. Io parlo della nostra ambulanza perché è molto visibile, ma quelle del SUEM uguale, quelle dei carabinieri, della polizia uguale, quindi forse c'è qualcosa che si è fermato. Però è vero pure che tutte queste associazioni attorno alla rete hanno una serie di progetti e di progettazioni veramente belli, però bisognerebbe sedersi tutti insieme allo stesso tavolo. Ci hai provato, siamo venuti, però poi alla fine è difficile mettere insieme. Forse magari, visto questo tuo appeal che hai sulla maggior parte non solo delle associazioni ma anche dell'istituzione territoriale, potremmo anche cominciarne a parlare. Ecco, io metto la sicurezza, tu metti la velocità, no, mettiamole insieme, vediamo come ne parli tu di sicurezza e di velocità e magari riusciamo anche il chi fa cosa a gestirlo senza fare doppioni. È rischioso perché vediamo anche dal tipo di interventi su cui andiamo quando usciamo con i mezzi, spesso diciamo che sarebbero evitabili dalla velocità, anche perché confermo che il 40 all'ora, l'urto è il doppio della velocità, quello percepito, quindi forse un 40 all'ora, mi corregga dottor Tonetto, lo si percepisce come un 80 all'ora, tempo, velocità, il quadrato, insomma abbiamo quando anche delle... cozzi, sì, e se cozzi nel punto di baricentro spostato i danni sono veramente molto gravi ed è insomma quello che si può evitare, proviamo a farlo. Per quello che riguarda invece le attività di Croce Rossa è aperta anche a qualunque altra progettazione sul territorio. Voi avete visto un video Croce Rossa Italiana, la nostra federazione, quindi diciamo che c'è un pezzettino minimo di un po' di tutto quello che c'è, però anche sul territorio sono le stesse attività e siamo pronti ad abbracciarli, quindi se ci fossero anche progettazioni di altre associazioni o una campagna di prevenzione, perché qui parliamo comunque sempre di prevenzione, non solo a danno fatto, anzi prevenire come si dice meglio che curare, e noi questo è un motto che abbracciamo a 360 gradi, però ecco, se ci fossero progettazioni anche da parte di altre associazioni del territorio, noi siamo pronti ad abbracciare e a sederci a un tavolo e andare a unire le forze, proprio perché se non ce la facciamo economicamente da una parte, l'unione fa la forza e la squadra vince sempre. Questo è il mio motto. Hai parlato bene, Presidente, il problema è che chi dovrebbe lasciare e supportare queste realtà che abbiamo, che sanno, che mettono in campo delle forze importanti perché competenti, e invece poi ci ritroviamo, qua lo dico a Alessandro Tonetto, lui sa come la penso, a certi tavoli che non riusciamo a capire chi partecipa
e alla fine cosa è uscito da quel tavolo o da quella manifestazione. Ecco, e forse la visibilità ha nebbiato il cervello a qualche amministratore, questo lo dico io, non lo dite voi, nel senso che invece di vedere cosa è stato fatto dalle associazioni competenti che trattano questo, noi vediamo attorno a dei tavoli delle associazioni, ma chi sono? Cosa hanno fatto? Perché sono lì? Chi è che promuove questo? Allora io mi domando, Presidente Tonetto, ma questo lo vedo anche non solo a livello di Treviso, ma lo vedo anche in altre realtà. La politica deve avere la visibilità. Lo faccio io, mi piace quel progetto, ho visto che può funzionare, lo prendo, me lo porto da un'altra parte dove dico io e copio la cosa che ha fatto. Però questa associazione non la invito, ma divento io il protagonista. Siccome io ho 40 anni di storia su sta roba, con l'ex presidente della regione Luca Zaia, penso che siamo partiti insieme sulla sicurezza stradale, sulle stragi del sabato sera. Ecco, forse lui non se lo ricorda, sarebbe meglio anche ricordarlo ogni tanto, perché è stato impiegato veramente un pool con i locali, con i taxi, ma non pagati da noi, i taxi pagati dalle discoteche, pagati dai ragazzi che volevano tornare a casa, visto che hanno 10 euro per ogni drink, possono pagarsi anche il taxi e tornare a casa, non che lo Stato paghi il taxi, no, perché bisogna anche dire le cose come stanno. Tutto naufragato. E sa perché, Tonetto, sai perché? Che il problema era togliere la visibilità a qualcuno e vedere di riuscire a gestire la cosa, siccome eravamo arrivati non solo a livello regionale ma a livello anche nazionale con queste idee, però tutto si è disintegrato perché c'è sempre, ecco, il politico di turno che è un politicante che vuole per sé il progetto e poi distrugge tutto, perché avete visto come siamo presi? Avete visto? Cosa dici, Tonetto, tu, secondo te, che la politica qualche volta dovrebbe fare un passo a lato e lasciar fare a chi si occupa di questo, come dice giustamente anche la Presidente Cardarelli, la professionalità, la competenza, ma perché vuoi fare tu una cosa che non sai e invitare i soliti noti che poi alla fine sono 1 o 2 e basta? Prego, Tonetto. Partiamo dal presupposto che per quanto riguarda le associazioni è nato proprio da te una collaborazione che noi abbiamo nella regione Piemonte con la città metropolitana di Torino e in Lombardia con la Croce Rossa. Cioè noi all'interno dei nostri corsi di guida sicura una tappa obbligatoria di questo corso che fanno i ragazzi è con un operatore della Croce Rossa che spiega loro cosa fare in caso di incidente, cioè non come intervenire, ma per esempio chi chiamare, cosa fare. Quindi da lì, dall'unione delle associazioni ci è venuta l'idea, adesso fanno frenata, sovrasterzo, sottosterzo e la quarta tappa è con un operatore della Croce Rossa. Quindi già da lì è nato questo e quindi come puoi vedere le collaborazioni nascono. Adesso vogliamo arrivare anche in Veneto a farlo, ma abbiamo intanto testato in Piemonte e in Lombardia e adesso arriveremo in Veneto. Fermo un attimo, Tonetto, perché abbiamo Giancarlo da Treviso, se no mi cade la linea, grazie, poi continuiamo. Giancarlo? Buongiorno Mirella carissima, buongiorno alla tua ospite e a tutti gli ascoltatori. Allora io volevo dire in merito, volevo fare una cosa bella e una cosa brutta. La cosa bella, faccio i complimenti a te che ti conosco da una vita e anche alla vostra ospite, perché come Croce Rossa ho avuto modo di apprezzarvi quando avevo mia mamma in vita, quante volte sono venuti con la gentilezza dei veri angeli. Veri angeli, io li ringrazio di cuore anche a nome di mia mamma che non c'è più. Quindi quello che è triste, che millantano che l'Italia è un grande paese, grande qua, ma l'Italia deve mettere un nuovo articolo sulla Costituzione, è fondata sul volontariato, tanto i cappelli a tutti i volontari, però ci dovrebbe essere lo Stato, non è possibile che se non ci fossero i volontari su certi campi andrebbe tutto a rotoli, quindi voi siete grandiosi, sia come Veneto Schiacciati, vi conosco, come la Croce Rossa, fantastici, tutte le associazioni di qualsiasi genere, però lo Stato dov'è? Trova i soldi per certe cose e per il sociale, per queste robe qua purtroppo latita.
Così, un ringraziamento a tutti i volontari che operano nel Veneto e in Italia e buona giornata a tutti. Grazie caro Giancarlo, fa molto piacere, penso sia alla Presidente Cardarelli che al Presidente Tonetto queste parole. Il problema è che non ci siamo proprio perché non investono su questo. Ho sentito anche cosa ha detto la Presidente Cardarelli, quello che ha detto Tonetto, lo devono inventarsi loro le cose da fare per cercare di portare sicurezza. Tonetto, prego, continuiamo. Poi stavo dicendo, tornando al discorso dei politici, diciamo che alle volte preferiscono far entrare delle associazioni amiche dove magari hanno un tornaconto e lo dico purtroppo per dato reale di fatto. Le faccio un esempio reale che dico perché non ho problemi, non mi nascondo dietro un dito. Noi in Friuli avevamo proposto di fare gratuitamente sicurezza nelle scuole come facciamo in Lombardia, andare gratuitamente, hanno preferito pagare profumatamente qualcun altro e quindi mi sorgono i dubbi. Noi facevamo le stesse cose gratis, come mai hai preferito pagare qualcuno? Non lo so, a ognuno la risposta. Allora, andiamo a vedere anche questo video che ha portato anche Tonetto per far capire l'importanza anche della guida sicura. Andiamo a vedere prima parte guida sicura. Successo nel 2009, mio figlio era un terzo trasportato, andava a fianco, su una strada di 70 km/h la macchina uscita di strada a 160 km/h. Il guidatore stava trovato 0,96 di alcol. Molte volte si parla del destino, ma io sono convinto che quando non si rispettano le regole e le norme accade questo. E vi lascio solo immaginare perdere persona cara, no? Sono qui di più per promuovere la vita, per darvi un messaggio di stare attenti e di fare da portavoce a chi non c'è qua. L'amico vero è quello che se uno sta sbagliando, se uno va forte, dice vai piano. È una questione anche di intelligenza, parte tutto dalla testa. Non è possibile che quando uscite di casa vi dimenticate che cos'è la vita, che a casa c'è qualcuno che vi sta aspettando. Non dimenticate queste cose. Ragazzi, in sostanza quello che c'è, la testimonianza che ci ha dato oggi lui, vuol dire dobbiamo fare poco ma farlo. La differenza tra fare un'azione e non farla, tra allacciarla alla cintura e non allacciarla. Sembra una cavolata, ma fa la differenza. Bisogna fare quello che gli altri non fanno, non lo fa nessuno, chi se ne frega. All'inizio, quando ho fatto la prova con l'istruttore, mi sembrava di essere sull'autoscontro delle giostre. Poi quando ho dovuto farlo io ho fatto 3 testacode, non ho capito neanche io cosa è successo. Io penso che sicuramente io oggi, 30 anni che ho la patente, ho imparato tantissimo. Se riuscissimo a far fare questi corsi a tutti i ragazzi che prendono la patente, avremmo raggiunto un bel risultato. Anche solo la parte teorica, ma poi questa parte qui, uno si augura mai di non trovarsi in una situazione del genere, però almeno saper controllare la macchina. Beh, devo dire che è una cosa molto interessante perché riproduce situazioni e realtà che magari possono essere episodiche nella vita quotidiana, ma possono dare comunque dei rudimenti e delle istruzioni su come saper gestire momenti critici. E questo della prova di sovrasterzo e controsterzo lo è, e io ho molto apprezzato. Adesso qua nello specifico parliamo di sovrasterzo. Vi dice qualcosa questa parola strana? La macchina che sterza di più. In parole semplici la macchina fa un testa coda.
Quindi la macchina sbanda, devo andare a contro sterzare. Se la curva è a sinistra, io giro a destra e fermo la sbandata. Poi però cosa devo fare? Devo riallineare, no? Devo raddrizzare. Fermo, no? Un po' di gas. Veloce, veloce, veloce. Guarda là. Bravo. Stai guardando qui. Stai andando là. Quando ho detto guarda là, l'hai preso. Non si finisce mai di imparare. Io ho fatto una volta volutamente da giovane un testacoda col freno a mano e francamente quello che ho fatto oggi riproduce forse per 30-40 volte quell'esperienza, ma con la capacità comunque attraverso l'istruttore di saper gestire sovra e controsterzi. Complimenti Tonetto, veramente molto importante questo video come quello della Croce Rossa. Abbiamo Luciano da Desenzano. Mirella, ciao. Ciao. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Se c'è uno modestamente che può parlare di guida, sono io. 61 anni di patenti. Ho guidato moto, scooter, macchina, camion, autotreno, ambulanza, mi manca la nave e l'aereo. E vorrei dire al signore lì che ha detto prima 40, sì, ma incidenti dove muoiono 3-4 persone non andavano a 40 all'ora l'investitore, andava a 90, 100, andava. Io a 80 anni fra 9 mesi guido come quando avevo 40 anni, perché prima di tutto sono una persona buona, non voglio far da male agli altri, prudente, no? Ma ci sono, Mirella, ci sono persone sulla strada, è una stupidata. C'era già l'ingegnere assessore da provincia di Brescia che hanno fatto la tangenziale qua a Brescia meravigliosa, che a gratis sulle televisioni diceva mettete la freccia alle rotonde quando girate a sinistra, no? Se arriva le altre macchine, nessuno la mette, tra parentesi. Io alle rotonde mi avrebbero investito 100 volte. Sono dei delinquenti. Adesso ti dico l'ultima piccola. Ho visto, per esempio, in Giappone, quando sento tutti i giorni studentessa 18 anni morta sulle strisce, in Giappone si mettono lì davanti alle strisce, alzano il braccio perché tante volte uno che fuma in macchina, io proibì fare, aiutami Mirella. Proibiresti di fumare in macchina? Fumare in macchina, uno perde 2-3 secondi e sull'autostrada se va a 100-120 fa 100 metri. Guarda che anche le donne si truccano in macchina, si legge il giornale in macchina, guarda che ormai in macchina si fa di tutto. Luciano, abbiamo i televisori così nelle macchine ormai, Allora vogliamo anche capire qualcuno dove va a parare. Grazie caro Luciano, mi ha fatto piacere sentirti. Salutiamo anche Desenzano del Garda. Allora Simona, Presidente Cardarelli, come commenta queste parole? Ma quando muoiono non a 30-40 all'ora, ma soprattutto l'importanza di quello che abbiamo sentito, ma forse dobbiamo cambiare anche noi culturalmente, come abbiamo sentito. Ditemi voi se vedete che dietro si mettono le cinture, no? Trovatemene uno che si mette le cinture sul retro della macchina. I mezzi che lì suonano, se non metti la cintura dietro e tutti quelli che sono predisposti suonano anche dietro. Ma tutto sommato sì, rispondo alla tua domanda dicendo che è vero la fatalità, è vero però che ogni tanto ci mettiamo del nostro e qualcosa possiamo evitare. Sulla sicurezza credo che sia inutile e superfluo dire che è fondamentale, così come quando parliamo di prevenzione sulla salute. Mi preme però dire anche un'altra cosa, o meglio è un invito che non punto il dito su chi non ha fatto, che sia la politica, che sia anche perché la nostra associazione è assolutamente apolitica, sì, siamo costretti a lavorare di più, se avessimo più, diciamo, si chiamano sponsor? Qualcuno si inventa parole inglesi, se avessimo più supporto è chiaro che potremmo fare le cose più in grandi, però nel piccolo si fanno lo stesso. Non discuto sulla politica, come ha agito o non ha agito, perché in linea di massima noi essendo apolitici i supporti
supporti ci sono, devo dire, arrivati dai vari comuni della Marca che noi serviamo, qualcuno più, qualcuno meno, qualcuno più interessato, qualcuno meno. È vero che ci arrangiamo, però vorrei porre un invito anche a noi, a voi, alla politica, a tutti. Proviamo a guardare anche da un altro punto di vista la cosa. Ok, non è stato fatto, forse è stato fatto male, forse è stato fatto a titolo personale, come dicevi tu, non ho avuto esperienza diretta, ma accolgo ovviamente quello che tu mi dici. Magari proviamo a vedere se possiamo invertirla questa rotta. Non l'ho fatto fino adesso, forse perché non avevo gli strumenti. Adesso vi stiamo dicendo che gli strumenti sono anche le formazioni che hanno le singole associazioni. Ecco, io guardando il video, parliamo di sicurezza entrambi, mi fate la stessa domanda dell'ingegner Tonetto, cosa posso dire? Più visto che noi possiamo mettere cosa succede in caso di, come possiamo comportarci per intervenire al meglio, dall'altra parte cosa ci mettono? Ti metto la professionalità per evitare che accada con una sicurezza. Poi possiamo parlare di tante cose, però con il buon senso forse magari tutti ci guardiamo da un altro rovescio di medaglia, siamo positivi e lavoriamo, perché anche a me piacerebbe avere una sede di Croce Rossa come la Reggia di Caserta, però dopo che abbiamo finito di dire stupidaggini magari cominciamo a lavorare, e per poterlo ottenere magari quella Reggia potrebbe essere per tutta la città, per tutta la Marca che noi rappresentiamo, la comunità in generale. Però magari se invece di lamentarci cominciamo a fargli vedere anche, io credo che anche da parte della politica si muovono. Sì, però è vero che facciamo vedere, ma noi al villaggio mi sembra che nessun politico sia passato a vedere, ecco, quello che si faceva, capisci? E la cosa era non nota, stranota. Il problema è che se vado là, la visibilità chi ce l'ha, punto di domanda, pubblicità. Abbiamo con noi Simona Cardarelli, Presidente Croce Rossa Italiana di Treviso, Alessandro Tonetto, Fondazione Sada, Guida Sicura. Allora, Tonetto, cosa vuoi dire? Cosa si può fare per cercare di andare avanti, per cercare, come dice Simona Cardarelli, dobbiamo unire le forze, ma le forze le abbiamo unite, abbiamo cercato. Il problema non è essere in 100 eventi come eravamo in 3 giorni al villaggio, basta essere anche in 10, 12, anche in 7, 8, ma il problema è partire. Ma con chi parti? Che messaggio dai? Capisci che i ragazzi che guardano, ad esempio il crash test, io vedo, scusami, ma tanti tavoli di convegni, qualcosa anche di guida sicura, ma questi mezzi che abbiamo per far capire l'importanza della velocità che io ho portato, li ho portati io questi mezzi, io ho portato i mezzi, non ho portato parole, ho portato i mezzi, hai capito? E vedevo che i ragazzi quando salivano, allora come hai detto tu, salire e dire guarda che il crash test l'abbiamo fatto a 50 all'ora. Allora, responsabilizzati, maggiorenni naturalmente, sali, metti le cinghie, no, le cinghie non le metto, no. E salivano con una nonchalance, con la gamba appoggiata così, tanto per... Di quelle botte che quando scendevano dicevano la Madonna, cosa mi è capitato, ma chi avrebbe mai immaginato? Oppure la macchina che si capovolge e tu hai le cinture e non sai come fare per togliere le cinture perché non l'hai mai fatto, non sai come si fa. Ma queste cose costano tanti soldi, hai capito qual è il problema per la politica? E gli amministratori. Allora per Natale si trovano i soldi di sponsor per fare guida sicura non con parole ma con mezzi, con gli attrezzi che abbiamo che sono fondamentali per far capire la pericolosità. A parte qualche videogioco così non si vede niente in giro, sono fermi e li abbiamo. Allora Tonetto, cosa vogliamo dire alla politica per far capire? Già ne abbiamo pochi ragazzi, pensiamo, ma anche diversamente giovani non dico, ma se perdiamo anche questi perché i mezzi costano poco per far capire che devono andare piano, non lo so. Vai Tonetto. Allora, diciamo che la politica, io più che parlare e dire cosa loro devono fare, dico sempre che dobbiamo innanzitutto farlo intanto noi, cioè per fortuna che ci sono tante associazioni, perché aspettare alle volte che la politica intervenga vuol dire aspettare che altre decine di ragazzi muoiano sulle strade. Quindi intanto partiamo.
ci hanno visto, ci conoscono le associazioni. A questo punto sta a noi la prossima volta, quando torneremo alle elezioni, vedere di votare chi realmente ha fatto qualcosa. Il problema sta lì, perché dobbiamo anche noi abituarci a scegliere il politico non per le promesse ma per quello che ha fatto. Io guardo nella politica, alcuni hanno fatto tanto, io conosco un paio di politici che hanno fatto anche per la disabilità alla guida delle cose magnifiche che sicuramente io terrò in considerazione. Ci sono dei politici che hanno promesso sicurezza stradale e non hanno fatto assolutamente niente. Ma non è questo il problema, Tonetto, di dire quando parte la politica. Il problema è che se anche tu parti devi essere supportato, come dice lei, ma se non hai gli sponsor, guarda che non è che lo sponsor lo trovi così dietro l'angolo perché porti un progetto importante, lui lo sposi. Guardate che, Tonetto, guarda che non è proprio così, attenzione a dire partiamo, per partire ci vogliono i mezzi, ci vogliono soldi, ci vogliono coperture. Non è che questi mezzi costano 100 euro che dici proviamo a metterli, questi costano migliaia di euro, vai a 20.000 euro, come ridere, per fare una cosina. Prego, Tonetto. Noi lo sappiamo perché siamo partiti da soli 3 anni fa, quindi i costi li affrontiamo ogni giorno. Per questo abbiamo cercato degli sponsor, certo, ma all'inizio è comunque difficile. La politica ci ha aiutato in parte, nel senso che alle volte addirittura per fare degli eventi gratuiti in una piazza ci fanno anche pagare la piazza. Parlo di eventi gratuiti in cui non vendiamo niente, ma in cui facciamo sicurezza stradale, per cui è a seconda dell'amministrazione. Io devo dire che per fare, e faccio nome e cognome, un corso di guida sicura a Cittadelle di Padova abbiamo dovuto fare talmente tante carte che non l'abbiamo più fatto, perché è stata talmente messa, mentre a Verona, faccio un esempio, ci danno gratuitamente la piazza, mentre a Rovigo ci danno gratuitamente la piazza, mentre a Caorle ci danno gratuitamente la piazza, mentre a Vicenza ci danno gratuitamente la piazza, a Cittadella non solo ce la fanno pagare profumatamente, parlo di 400 euro per usare la piazza per insegnare ai ragazzi a evitare gli incidenti. Quindi vede che la politica alle volte dipende dalla persona, non dipende né dal partito, perché i partiti sono più o meno gli stessi, ma dipende dalla persona. Sì, però io non devo essere fortunato ad avere quel sindaco, quell'assessore o quel presidente. Io devo avere quello che mi aspetta di diritto, e la sicurezza, secondo me, è un diritto, perché io la sicurezza la pago, perché pago le tasse, Tonetto, pago le tasse. Perciò quando mi dicono la sanità funziona, ma la pago però, cioè non è che sia così gratuita la sanità, poi devo pagarne anche un'altra perché quella che pago non mi dà le risposte. Perciò bisogna iniziare anche a parlare qui. Simona Cardarelli, ecco, bisogna iniziare a partire, però ci vogliono anche supporti economici, perché sennò non vai da nessuna parte. Il supporto economico è fondamentale per la buona riuscita, se no si fa con i mezzi che si hanno. Io ancora una volta ribadisco Vediamo anche le foto per cortesia della Croce Rossa, grazie, vai. Ribadisco anche un altro concetto, che forse, ecco, tu dici il concetto del fortunato. Io devo dire che per quello che ci riguarda Croce Rossa è supportata dalla visibilità ovviamente non economica dei comuni, degli amministratori, però devo dire che Croce Rossa ha una rete istituzionale che per quello che mi riguarda orgogliosamente dico da presidente che sta funzionando, perché il supporto, ecco, noi le piazze non le paghiamo, anzi ci chiamano per dare una mano, e quindi siamo in quest'ottica, siamo sempre più propensi ad allargarci. È chiaro che se si vuole fare bene e c'è bisogno sicuramente di un supporto. È vero anche una cosa, che oggi il terzo settore ci chiede di progettare, coprogettare. Quando si coprogetta con associazioni strutturate, rodate, che sanno dove vogliono andare, riusciamo anche a ottenere. È vero una cosa, dov'è che poi ci vuole l'apporto economico? Che ci vuole una persona fissa che vada a controllare tutti i bandi, perché cambia di volta in volta e non possiamo farlo fare a un volontario. Il volontario ha una vita, lavora e regala quel tempo, perché potrebbe fare altro, al volontariato. Quindi ecco, in quest'ottica forse magari se uniamo, sì, è vero anche che il dottor Tonetto ha bisogno di una struttura
proprio tecnica di supporto a cui noi possiamo sopperire con una spesa minore, certo. Quindi è importante anche la spesa che loro hanno, gli spazi di cui hanno bisogno. Posso solo dire, dottor Tonetto, che visto che siamo qua, in caso di supporto noi ci siamo, non economico perché non ce l'abbiamo, però per quelli che sono le loro progettazioni che hanno già fatto siamo disponibili, le altre le abbiamo nelle scuole con i giovani, perché i giovani non parlano del crash ma parlano della guida sicura sotto le dipendenze, quindi uno stile di vita sano all'insieme di una guida sicura. Vediamo le foto, rivediamo che così Simona Cardarelli, ecco, fa capire l'importanza anche di queste foto che fanno capire come muoverti, cosa fare in caso di necessità. Allora, rivediamo le foto per cortesia. Vediamo se... eccole qua. Allora, qui cosa stiamo vedendo? Allora, questo è l'arrivo di un'ambulanza quando cominciamo il check-in. Questo è un momento in cui le volontarie, era Natale, qui stavano facendo il trucca bimbi, face painting, Babbo Natale, ecco, era una piazza dove stavano e quindi ovviamente il presidente fa da cavia e supporta. Questa è un'attività importante perché sono i supermercati, in questo caso Cadoro che è un nostro partner, insomma la raccolta alimentare da fare, quello che ci fa supportare le famiglie. Questo è un momento bellissimo dei volontari, sono le gare di primo soccorso, queste tutte le squadre che hanno partecipato di Treviso, perché portiamo mediamente 2 squadre. Questo è un altro evento di raccolta fondi fatto alla Fenice con il Comitato Nazionale. Questo ovviamente non è un paziente ripreso perché non si fa, è un'esercitazione che facciamo nelle scuole con i vigili del fuoco, col SUEM, insomma con tutte le altre associazioni che rappresentano la sicurezza nelle scuole. E questo è il bimbo che la bimba che si sostituisce a me per farsi fare lo stesso fiorellino sulle mani. Sente Presidente, mi viene in mente una cosa da chiedere, siccome che ieri sentivo sia i medici che ospiti, i chirurghi, i direttori generali, sono carenza di medici, ma forse voi non sarete più utile, con tutto il rispetto per tutto quello che fate, ma la borsa della spesa, ormai visto i banchi alimentari che ci sono, lasciarla magari fare altri e voi fare formazione per cercare di far capire ai giovani che anche la professione di infermiere è una professione importante, intrigarli di più come sapete voi, perché poi alla fine tutti facciamo tutto e alla fine ci troviamo in queste condizioni. Se a voi lasciaste invece la possibilità di formare anche i ragazzi, visto la professionalità che avete, per cercare di intrigarli, perché voi li rendete protagonisti, per questo avete i giovani, perché i giovani oltre alla lezione vogliono anche essere protagonisti, essere loro. Cosa ne pensa? Avevo capito la borsa delle spese, ormai le abbiamo le borse, voi siete professionali, secondo me dovete fare più formazione, cercare di intrigare, produrre anche ragazzi con le esercitazioni che poi diventeranno infermieri. Ti ringrazio per questa provocazione e ho modo in questo momento di dire che Croce Rossa non è solo quell'ambulanza, avendo la trasversale, anche per esempio la nostra formazione, perché parliamo di professionalità, non ci sostituiamo al medico, non siamo medici, abbiamo medici e infermieri all'interno, però c'è da dire una cosa, che la parte della formazione per noi occupa l'80% e devo dire che proprio perché la maggior parte si avvicinano per l'ambulanza perché non conoscono il grande mondo di la trasversalità, spesso affinano, dice ma però mi piace, noi abbiamo pratica, teoria che come accreditamento anche creo, non solo per quello che riguarda noi all'interno, ci siamo e devo dire che hai ragione, quando la formazione va diretta c'è anche quello, noi abbiamo molti dei giovani di questi vi dicevo oltre il 180 che sono stati tra virgolette arruolati tra ottobre e novembre come nuovi volontari, non solo alcuni sono già iscritti a infermieristica, medicina e MIPA, ma sono anche quelli che hanno capito il mood e stanno trainando. Ne abbiamo molti che finiscono il cosiddetto corso base, che è il corso di accesso per i volontari, corso di formazione per volontari base, che poi si iscrivono, ma non solo, abbiamo anche molti che fanno il corso, alla fine da noi si chiama TSSA, che è il trasporto sanitario urgenza e emergenza, per fare i soccorritori in ambulanza, perché senza quel corso e dura 6 mesi per quello che ci riguarda con tutto il tirocinio. Ti dirò che la bella sorpresa è che anche molti volontari che ormai hanno l'età mia, io maschero con i capelli biondi per evitare il bianco, però devo dire che un bel rimettersi in gioco 40, 50, 55, ma perché non andare a fare il test? Perché ho visto l'ambulanza, mi piace, perché non andare a fare infermieristica? E questo lo devo dire, approfitto del tuo canale per dire che sono molto orgogliosa dei miei volontari, perché sono capaci di mettersi in gioco con se stessi e anche di dire ok,
magari forse ho imparato qualcosa, posso farlo meglio. Quindi sì, Croce Rossa con la formazione è anche un modo per spingere i giovani, anche perché lo stile di vita sano prevede anche che si abbia una parte scolastica importante, come dico ai ragazzi quando arrivano, prima a scuola, perché non c'è mamma che tiene che ti giustifica, qui dentro prima a scuola poi vieni qua. Quindi è molto vero, lo facciamo. Quando volete venirci a trovare, noi apriamo le porte per venire a vedere cosa facciamo. E allora adesso andiamo a vedere invece la seconda parte di Guida Sicura, poi salutiamo gli ospiti. È stato un corso interessante perché non me l'aspettavo in questo modo, perché mi ha insegnato tante cose, dalla frenata di emergenza al primissimo soccorso, dove mi ha insegnato tanti vantaggi del guidare in sicurezza, mantenere la concentrazione e stare più vigili, soprattutto nel primissimo soccorso, utilizzare delle tecniche per salvare la vita degli altri. Buongiorno a tutti, io intanto vorrei ringraziare la Fondazione Sada per averci scelto, perché per noi come Comune di Carovigno anche insegnare la sicurezza stradale è tra gli obiettivi di questa amministrazione. Ovviamente tutto questo è possibile grazie al coinvolgimento delle autoscuole, grazie al coinvolgimento dei ragazzi, dei neopatentati e non solo, direi. Allora ringraziamo, veramente è dovuto scappare il nostro Alessandro Tonetto, Fondazione Sada, che ringraziamo anche per quello che ha detto, le immagini che abbiamo sentito, e lo salutiamo. Sentiamo come ci saluta e con quale messaggio vuole chiudere Simona Cardarelli, Presidente Croce Rossa Italiana Treviso. Il messaggio che lascio è sempre di la prevenzione, la salute e la sicurezza vanno a braccetto e non possono prescindere una dall'altra, oltre alla parte della guida, del supporto psicologico in ambulanza, per quello che abbiamo anche un altro filone che inizia, di cui sono orgogliosa e di cui vi invito, con l'associazione cinofila Andaus Team. Abbiamo messo insieme anche la possibilità di utilizzare il cane non solo come strumento di compagnia o educazione al cane, ma anche il cane come prevenire, come sicurezza e come effettivamente si gestisce. Il primo corso partirà con Croce Rossa Italiana, nella sede di Croce Rossa Italiana, con Totò e Sofia, mi piace dirlo. Potremmo presentarli anche qua prima di partire, così scaldiamo i motori. Assolutamente disponibile, perché mi fa molto piacere questa associazione anche con l'unità cinofila, che non è solo l'emergenza per quello che riguarda Croce Rossa, ma è anche educazione. Allora, e dove c'è educazione c'è anche prevenzione e c'è speranza di farcela. Esatto. Allora io ti invito ufficialmente con questa associazione prima di partire, così scaldiamo i motori e facciamo vedere cosa fa, perché penso che abbia detto una cosa importantissima. Guardate quante cose fanno, messi anche assieme si fa squadra e si va avanti. Grazie, grazie, pubblicità. È sempre stata lì, poco distante da dove aveva legato la bicicletta viola. Il corpo senza vita di Annabella Martinelli è stato ritrovato nel pomeriggio in una zona impervia nei boschi sopra Teolo, lungo la salita di Via Euganea. A notarlo una signora del posto che ha dato l'allarme. La studentessa padovana si sarebbe tolta la vita impiccandosi. Le ricerche finite, così come le speranze dei genitori di poterla riabbracciare. In questi giorni, rimasti in silenzio e lontani dalle telecamere, confidavano in un ritorno a casa della loro
loro figlia. L'area dove è stato ritrovato il corpo è stata transennata e sono arrivati i carabinieri per eseguire i rilievi insieme al procuratore capo di Padova Angelo Antonio Raccanelli e al pubblico ministero di turno. Una giornata frenetica quella di oggi, con gli investigatori che poche ore prima del ritrovamento del corpo della 22enne avevano sentito la super testimone Giulia, una 19enne padovana che per ultima aveva visto Annabella la sera del 6 gennaio mentre cercava di salire con la bici viola lungo la strada verso Teolo Alta. La ragazza era in auto e ha chiesto più volte se aveva bisogno di aiuto, ma Annabella ha rifiutato. Pensavo fosse successo qualcosa, magari le era caduta la catena, le si fosse bucata una ruota o magari semplicemente fosse caduta, siccome quelle strade sono molto pericolose, bagnate e col ghiaino. Ho abbassato il finestrino, ho chiesto se avesse bisogno di una mano, se fosse successo qualcosa. Lei molto tranquillamente mi ha risposto, mi ha detto no, guarda, tranquilla, sta bene, adesso vado a casa. La 22enne è stata trovata senza vita ad 1 chilometro circa da dove sabato invece era stata rinvenuta la sua bici e i 2 cartoni vuoti delle pizze che aveva acquistato in un locale di Selvazzano. Le ultime immagini della ragazza la immortalano la sera del 6 gennaio lungo la strada, lo zaino rosso, il cappuccio calato sulla testa e i jeans larghi. Le ricerche in questi giorni si sono concentrate sul Passo delle Fiorine a Rocca Pendice, ma a trovare Annabella in un punto nascosto impervio è stata una passante che stava facendo un'escursione sui colli e che stava rincorrendo il suo cane. Secondo un primo esame, la morte di Annabella risale a 8 giorni fa. Intanto un abbraccio a questi genitori, a questo fratello. Guardate che sono veramente disgrazie che non si rimargineranno mai, perché chissà cosa penseranno questi genitori, ma soprattutto questa ragazza. Avete sentito quando ha avuto il papà, il figlio di Simo, papà di Simone, che anche lui si è suicidato, che ha detto non dava nessun segnale, sembrava tutto tranquillo, perché riescono a mettersi una maschera incredibile. Invece per gli addetti ai lavori invece qualcosa si potrebbe capire di questa disperazione, di questa sofferenza talmente grande che decidono di farla finita, almeno sembra così da quello che hanno trovato, questi bigliettini nello zaino che parlano del suicidio, di farla finita, ma soprattutto la voglia di non vivere più, di dire basta a questa sofferenza, a questa solitudine. Guardate che deve essere una cosa terribile. E questa ragazza che la ferma, che si accorge che c'è qualcosa di strano a quell'ora in bicicletta, questa ragazza da sola, ma lei non vuole essere aiutata perché ha deciso, nella sua mente c'è già il percorso che deve fare. Non lo può capire questa ragazza, poveretta. Lei ha già fatto una cosa grande, quanti di noi magari sarebbero andati via dritti. Lei ha capito che forse bisognava fermarsi, ma lei, Annabella, voleva arrivare dove voleva arrivare, aveva deciso. Oppure queste 2 pizze, perché 2 pizze e non una? Che messaggi sono? Cosa voleva dire lasciare? Chissà se avranno una risposta a questi messaggi, chissà se è andata proprio così come quello che sentiamo e quello che vediamo, o c'è qualcos'altro. Solo il tempo potrà dire veramente la verità. Quello che traspare è la solitudine di questi uomini, di queste donne, di queste ragazze e ragazzi che non finisce mai, che non riescono a capire che possono essere aiutati, non vogliono essere aiutati, non hanno il coraggio di farlo. Questa la dice molto lunga. Abbiamo, ecco, vedo che si è collegata anche Ondina Giacomì, referente associazione ABBA, qui parliamo di locazioni turistiche con Ondina e la ringrazio di essere qui perché stiamo parlando anche di uno dei posti più belli, Teolo. Guardate che c'è veramente, abbiamo dei posti meravigliosi a 2 passi da casa che magari non conosciamo, e soprattutto l'importanza di capire cosa c'è, cos'è la locazione turistica. Allora prego Ondina Giacomì, cosa ci racconta? Ho voluto ricordare questa terribile disgrazia, un'altra che è successa ieri, il ritrovamento di Annabella Martinelli. Prego Ondina. Buongiorno Mirella, grazie per l'invito. Sì, ho visto anch'io ieri sera per televisione appunto l'annuncio di di questo fatto, e per tutti i genitori o nonni come sono io, insomma, è un grande dispiacere, soprattutto perché magari non siamo in grado di
di capire, di vedere prima che le cose accadono. Adesso parliamo di qualcosa molto meno, voglio dire, doloroso, parliamo di locazioni turistiche. Io la ringrazio Mirella perché oggi vorrei chiarire una volta per tutte cosa sono le locazioni turistiche e perché ci sono le locazioni turistiche. Lei riceve o ha un appartamento, lo riceve in eredità perché insomma sappiamo che l'Italia ha l'80% delle case di proprietà, credo sia l'unico stato al mondo, e in questo momento non ne ha bisogno perché magari ha dei figli che stanno ancora studiando e non hanno ancora deciso di sposarsi oppure di andare a abitare in maniera autonoma. E siccome oggi lei sa benissimo i costi che ci sono per avere una abitazione sfitta, uno dice ok, la metto in affitto a un signore 4+4, 4 anni, 3+2 a seconda del tipo di contratto che voglio fare. Scade il contratto e questo signore non ha nessuna voglia di andarsene, non paga l'affitto, non paga il condominio e lei si troverà ad avere una causa che sa che comincia oggi e forse finirà fra 3, 4, 5 anni. E magari l'idea o la destinazione che lei voleva dare a questo appartamento non potrà più averla a disposizione per il suo desiderato. Ecco perché nascono le locazioni turistiche, perché uno affitta a delle persone in giornata per 2 giorni, per una settimana, però ha la certezza che finita la locazione turistica avrà a disposizione il suo appartamento. Se lei mi dice ma Ondina conviene, cioè la gente fa l'affitto turistico perché vuole guadagnare, vuole diventare ricco, no, le dico già che questo non accade. Noi infatti alle persone che vengono in associazione per chiedere informazioni, per sapere cosa fare, come fare, non mi dilungo su tutte le normative che noi dobbiamo tenere conto e adeguarci. Credo che Ondina Giacomini, leggiamo anche questa slide che abbiamo mandato in onda per capire che sono importanti anche le slide, prego. Allora voglio dire, noi appunto uno dice ma perché allora uno fa la locazione turistica? La fa solo ed esclusivamente perché ha la certezza di avere a disposizione l'appartamento quando ne ha bisogno. Noi abbiamo fatto un sondaggio dove abbiamo chiesto siamo arrivati quasi a 1000 persone, il sondaggio quando l'abbiamo fatto erano 501, dove abbiamo detto tu affitteresti l'appartamento a un residente? E a che condizioni? Il sondaggio parla chiaro. Le persone affitterebbero tranquillamente ai residenti se avessero delle garanzie, cioè di avere indietro l'appartamento quando il contratto scade, che gli affitti vengano pagati magari con una polizza assicurativa. Informo anche che siamo riusciti ad avere dalle Generali la garanzia che questa polizza assicurativa esiste, cioè la garanzia che i miei canoni saranno pagati, la garanzia che il condominio venga pagato, la garanzia che a fine mandato del contratto l'appartamento sia reso libero, perché oggi, ripeto, la gente fa locazione turistica solo ed esclusivamente per avere la certezza dell'utilizzo del suo immobile. Le do 2 dati: divento ricco se faccio la locazione turistica? Assolutamente no. Se io lo affitto a Venezia centro storico, un appartamento, ho un dato certo, non numeri così inventati, se io affitto un appartamento a Venezia in centro storico, ok, il mio utile netto, tolte tutte le spese, è di 15.135 euro, il che vuol dire che se l'appartamento mi è costato 290 euro mi rende il 5,22%. Se lo affitto a Mestre, ok, la mia utile netto
tolte tutte le spese, sono 5.460 euro. Lei capisce che fare locazione turistica non mi fa diventare ricco, ma ho la certezza di avere il mio appartamento quando ne ho bisogno. Ondina Giacomini, una domanda che mi viene spontanea, ma questa locazione turistica, questo affitto turistico si può fare dappertutto o solo nelle zone turistiche? Perché bisogna anche capire, cioè, cosa vuol dire locazione turistica, perché sia stato messo il turistico se poi lo posso affittare anche ai residenti, anche ad altre persone, e solo nelle località turistiche? Come funziona? Allora Mirella, la locazione turistica si può fare in qualsiasi parte d'Italia, in qualsiasi luogo, perché per la comunità europea tutte le persone che sono in movimento sono dei turisti. Per cui la parola turismo è legata proprio a questo principio. Oggi, se io faccio la locazione breve che rientra dentro a quella turistica, che vuol dire la locazione breve è sotto i 30 giorni, cioè anzi non sotto, fino a 30 giorni, che vuol dire che io da 0 a 30 giorni posso affittare alla Mirella, perché magari viene a Treviso per lavoro, ok? E la posso affittare questo mio appartamento per 30 giorni, senza registrare il contratto all'ufficio delle entrate. Se poi la Mirella, perché magari è qui perché insegna, vuole stare 3 mesi, farò invece che la locazione breve, farò un affitto turistico di 30 giorni o un transitorio se ho le caratteristiche per fare il transitorio. Quello che però mi premeva dire, Mirella, è che siccome lei sa che la locazione turistica ormai è, se uno non ha niente da dire, parla del male di quello che la locazione turistica sta facendo nei centri storici. Allora, intanto mi viene da dire che noi non siamo il male di nessuno, ma anzi come strutture, anzi non sono neanche strutture perché sono proprio degli appartamenti a tutti gli effetti, se i turisti vengono nelle locazioni turistiche a soggiornare, sono quelle che fanno lavorare poi i negozi di vicinato, perché l'assessore Bitonci ha detto chiaramente che ci sono migliaia di negozi e di piccole microattività che stanno chiudendo, perché un po' per le vendite online, un po' perché, voglio dire, il mercato della vendita e il commercio sta cambiando, si stanno perdendo delle realtà, soprattutto nei centri storici. Ecco, la locazione turistica, per come è strutturata, e invece è proprio quella che darà linfa ai negozi di prossimità, perché sono quelle persone che non andranno certo al centro commerciale per fare la spesa e per mangiare nell'appartamento, visto che normalmente queste locazioni turistiche, dico normalmente, vengono fatte nelle città antiche. Allora aspetti che la fermo perché devo mandare 2 video per far capire anche l'importanza di quello che stiamo anche spiegando. Ondina ha detto delle cose veramente interessanti. La mia domanda successiva sarà, dopo aver visto i video, come mai ci sono così tanti appartamenti sfitti, se c'è la possibilità di fare anche questi affitti a brevi, locazione turistica, forse non si conosce, non si sa. Andiamo a vedere, andiamo a Padova, questo B&B pieno di spacciatori. Si nascondeva all'interno di un B&B ed era ricercato per droga. La polizia di Padova è intervenuta in una struttura recettiva dopo la segnalazione del titolare, che aveva riscontrato come 2 camere affittate a 3 cittadini tunisini regolari fossero in realtà occupate da altri stranieri a lui sconosciuti. Negli alloggi, oltre ai 3 tunisini in regola con i documenti e il permesso di soggiorno, altri 5 loro connazionali senza documenti sono stati così accompagnati in questura per l'identificazione. Tra di loro vi era un 30enne irregolare, più volte arrestato e denunciato per spaccio, già condannato nel 2016 e nel 2021. Lo straniero doveva scontare un ordine di carcerazione per un arresto avvenuto nel 2018, quando è stato trovato con cocaina e 3.000 euro in contanti. Durante il controllo all'interno del B&B, un altro tunisino di appena 18 anni è stato denunciato per resistenza perché alla vista dei poliziotti ha cercato di scappare e ha reagito in modo pericoloso, tanto che gli agenti hanno mostrato il taser facendolo desistere. Un altro tunisino è risultato invece essere minorenne, per questo affidato ad una
una comunità. Per gli altri 2 invece sono in corso accertamenti. In questo periodo si sono intensificati i controlli della polizia nelle attività ricettive della città e della provincia per evitare episodi di occupazioni abusive. Il via vai da Torre Belvedere in piazzale Stazione a Padova ha insospettito gli agenti della questura Eugania. Da qui è partito un controllo che ha permesso di scovare al 10° piano un bed and breakfast abusivo con 18 posti letto, di cui sono stati rintracciati 10 clienti, tutti cittadini cinesi. Gli agenti hanno denunciato la titolare del contratto d'affitto dell'appartamento, una cittadina cinese di 52 anni, arrivata in Italia nel 2000 con a carico un precedente di polizia per resistenza a pubblico ufficiale. Al termine delle verifiche effettuate dal personale dell'ufficio immigrazione sui clienti, a 6 di loro è stato notificato l'ordine del questore a lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni, mentre a 3, in possesso di un documento valido per l'espatrio, è stato concesso il termine di 30 giorni per la partenza volontaria. La titolare del contratto d'affitto è stata denunciata per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e per lei è stata chiesta la revoca del permesso di soggiorno. Un 55enne invece è stato trattenuto in questura a seguito della convalida dell'espulsione da parte del giudice di pace e sarà accompagnato dal personale dell'ufficio immigrazione in frontiera a Milano Linate, dove sarà rimpatriato con un volo diretto per la Cina. Ringrazio e saluto anche Evelyn Zanco, Presidente Associazione Il Sorriso, che ci ha raggiunto. Grazie Evelyn. Ecco, siamo anche con Dina Giacomi, referente Associazione Hub, parliamo di locazioni turistiche, tante cose che non sapevamo, che abbiamo saputo, che si può affittare anche a 30 giorni, senza depositare i contratti all'Agenzia delle Entrate. Sei sicura che poi lascia l'appartamento libero? E la mia domanda era, dopo sentiamo Dina cosa dice, come mai tutti questi appartamenti sfitti nessuno si fida di affittare, poi non riusciamo poi più a mandarli via, troviamo gli appartamenti distrutti. Non so se è proprio così, poi sentiremo. Però adesso vorrei sentire cosa ci dice appunto Evelyn Zanco, questa presidente dell'associazione Il Sorriso. Ecco, per chi non conosce spieghiamo cos'è questa associazione. Prego Evelyn. L'associazione Il Sorriso nasce nel 2001, quindi quest'anno iniziamo il festeggiamento del nostro 25° anno. Non pochi. Che non è una giovane età, ma è una grande età per un'associazione. E noi abbiamo 23 ragazzi, noi li chiamiamo ragazzi, in realtà sono persone con disabilità che vanno dai 19 ai 63 anni. Quindi abbiamo proprio uno spazio molto ampio, dove però tutti stanno bene insieme, sia quello di 20 con quello di 60, quello di 30 con quello di 60, tutti stanno, cioè loro proprio, anche perché a loro basta trovarsi, essere fuori, socializzare, perché poi il problema più grande di tanti ragazzi è proprio che manca tutta la parte sociale, per cui il fatto di uscire con noi, e noi li portiamo alle partite di pallavolo, alle partite di basket. Adesso abbiamo fatto anche uno spettacolo teatrale, la Croce Rossa di Pordenone, la Croce Rossa italiana, il comitato di Pordenone ci ha invitato il 29 novembre e con lo spettacolo Quello che possiamo fare io e te, ed è stato molto commovente perché i ragazzi hanno potuto esprimere sul palco di un teatro davanti a 100 persone estranee, perché non erano la famiglia, non eravamo noi, non eravamo persone conosciute, hanno potuto esprimere quello che loro sanno fare. Non ci sono state pretese di fare un qualcosa di cui non erano capaci, ma hanno lasciato a casa la disabilità e portato l'abilità sul palco. E questo per loro è stato molto importante, perché l'errore lo facciamo anche noi se ci mettiamo davanti a 100 persone a fare uno spettacolo di teatro, l'errore lo facciamo anche noi. Per loro l'errore, o che poi a volte non c'è proprio neanche stato, è stato un incentivo per poi fare meglio, per far vedere che anch'io so fare qualcosa. Allora Evelyn, mi fa molto piacere che abbiamo parlato di questo. Io li chiamo i diversamente agili, che vanno da piccoli a un'età anche avanzata. Il problema è capire come mai queste persone non vengono assunte dalle aziende, perché i sindacati che vengono ospiti, i numeri non tornano. Tanti colloqui, tanti pacchi sulle spalle, bravi, ma poi i numeri non tornano. E non tornano perché il risultato è che non si fidano, hanno paura che il lavoro rallenti, che non siano all'altezza della situazione, che devono essere seguiti, guidati, e perciò è una perdita di tempo. Mentre noi sappiamo benissimo, e l'ha detto Evelyn Zanco,
quanto impegno invece loro ci mettono e quanto bene lavorano, forse lavorano meglio degli altri, perché appunto devono dimostrare che loro sanno fare, loro riescono a capire questo, hanno una sensibilità che va oltre quello che pensate, perciò quando loro lavorano con una serietà che veramente voi non potete immaginare. Forse è a livello culturale che non ci siamo, a mio avviso, ecco, la paura del diverso. Eccolo qua. Cosa vuoi dire, Evelyn? È sbaglio o è così? Allora, noi fortunatamente abbiamo tanti dei nostri ragazzi che sono assunti con dei contratti part-time, magari non tutti riescono ovviamente a fare le 8 ore di lavoro. Abbiamo una ragazza che sono almeno 20 anni quasi che lavora sullo stesso posto, per cui questo è un grande orgoglio sia per lei che anche per la ditta. Poi c'è anche da dire che tante volte c'è proprio il discorso sicurezza anche, per cui probabilmente il datore di lavoro che si trova con un ambiente dove ha paura, magari paura che la persona che metti si faccia male, che magari deve essere seguita, come dall'altro lato c'è il datore di lavoro che è orgoglioso di avere quella persona assunta proprio perché magari ha la sua disabilità, che però viene accettata da tutti i colleghi di lavoro e viene aiutato. Quindi lui si sente in un posto sicuro e rende il doppio, perché di fatto, come anche noi, insomma, se siamo in un posto di lavoro dove stiamo bene sia con i colleghi sia con quello che facciamo, siamo molto più operativi, riusciamo a dare molto di più. Se nel posto di lavoro non c'è la fiducia, c'è magari un po' a volte forse quello che succede anche fuori, la presa in giro, perché è inutile nascondersi, ogni tanto si vede il risolino o la battutina nei confronti della persona. In realtà sono persone come noi che hanno delle abilità. Però nel momento che io ho un diploma, come mi è capitato con quel ragazzo che aveva il diploma dell'alberghiero, lui voleva fare il cameriere, perché lui adora fare questo lavoro, però non veniva assunto. Addirittura è stato rifiutato una sagra che voleva offrirsi volontario con sua mamma che lo seguiva, perciò non buttato là, e il vassoio non arrivava mai a loro, tanto è vero che sono andati a casa. Forse dobbiamo iniziare proprio a parlare, perché queste sono persone. Noi dobbiamo smetterla, Evelyn, con le etichette. Noi mettiamo le etichette. Prima non chiamiamo per nome queste persone, quando le vediamo, ecco là il disabile, questa parola che io odio, ecco, cerco di pronunciarla meno, tanto è vero che ho ideato questo diversamente agile, perché mi piace tantissimo, perché si muovono in maniera diversa, ma soprattutto la sensibilità e la competenza che se tu li metti a fare un lavoro lo fanno. Ad esempio l'assemblaggio, ma perché lo devono fare solo ed esclusivamente all'interno di CEOD? Cos'è la ditta che dà lavoro, quando questa persona è in grado di fare questo, lo assume in azienda, perché dopo il prodotto viene venduto nell'azienda e deve essere retribuito, Evelyn, deve essere retribuito, perché noi con sto buonismo non andiamo da nessuna parte. Già abbiamo gli stipendi più bassi d'Europa e le pensioni, ci manca solo che non paghiamo neppure le persone che fanno questo lavoro che poi va rivenduto. Allora iniziamo a parlare, perché a mio avviso questi meritano molto più rispetto di quello che viene dato fino adesso a loro. Allora sentiamo anche Ondina Giacomini, ad esempio anche, ecco, affittare questi appartamenti a queste persone è una bella cosa e loro vorrebbero vivere assieme, ecco, l'ULSS sta facendo qualcosa. Com'è la situazione anche per le fragilità anche su queste locazioni turistiche? Prego Ondina. Allora, la locazione turistica si rivolge quasi alle persone che appunto vengono in Italia dal resto del mondo, e anche gli italiani che hanno voglia di andare a visitare delle città o dei musei, insomma. Raramente noi ci rivolgiamo come strutture a delle persone che abitano nella città stessa. È vero che oggi le strutture ricettive hanno l'obbligo di dotarsi di tutti quanti quegli strumenti perché siano visitate e abitate da persone che la persona diversamente abile, so che a lei non piace, però comunque sono che hanno delle criticità.
Addirittura noi abbiamo strutture che si sono attrezzate per le persone ipovedenti in modo che possano con il braille leggere tutte quante le istruzioni per accedere direttamente alle stanze. Questo è quello che, diciamo, le strutture e le locazioni turistiche fanno, cioè nel senso che si dotano degli strumenti per accogliere la persona che non è normodotata, che ha voglia di andare a vedere o visitare delle città oppure, non so, montagna, spiaggia, perché noi insomma il turismo ce l'abbiamo a 360 gradi. Volevo rispondere però alla domanda che lei prima ha fatto sulle questioni delle case sfitte. Le do un dato preciso. In Italia ci sono 9.600.000 abitazioni chiuse. Di conseguenza l'allerta abitazione di fatto non c'è. Allora ci chiediamo come mai non ci sono le case da dare in affitto. È sempre il discorso di prima. Non ci sono perché la gente non si fida, perché ancora una volta lo Stato, la politica, non fa rispettare le leggi. Le do un dato preciso. La gente si lamenta, perché ormai è diventato anche tutte le trasmissioni televisive, anche ieri sera, anche l'altra sera, parlano solo di locazioni turistiche, che noi rubiamo le case ai residenti e che stiamo praticamente svuotando le città antiche. Allora, studenti. Parlo di Mestre, via Torino, dove c'è un campus universitario straordinario. Visto che hanno fatto questo campus straordinario, hanno anche pensato, quando l'hanno fatto, di creare degli appartamenti da mettere a disposizione agli studenti universitari? Perché così non ci sarebbe l'emergenza appartamenti per gli studenti. ASL 3 sta mettendo all'asta tutta una serie di appartamenti anche in centro storico a Venezia. Se invece che metterli all'asta l'ASL 3 li restaurasse e li mettesse a disposizione dei propri dipendenti con un affitto congruo, ecco, e qui così non ci sarebbe il problema, perlomeno non che questo risolverebbe tutto il problema, ma una parte di quelle persone che vanno a lavorare in ospedale e che oggi non trovano un appartamento. Poi abbiamo Fincantieri. Lei sa che Fincantieri è dai 4.500 ai 5.000 dipendenti esteri e per i prossimi 10-15 anni ci sono comande per la Fincantieri per fare le navi, per cui queste persone saranno a Mestre ad occupare tutti gli appartamenti disponibili, e questa è la vera emergenza, non le locazioni turistiche. Poi andiamo all'ATER. L'ATER è quell'ente che dovrebbe mettere, uso il condizionale, a disposizione gli appartamenti alle persone che hanno meno disponibilità economiche. Bene, l'ATER ha 2.500 appartamenti chiusi, parlo solo di Venezia, che non vengono affittati anche se sono restaurati, perché questo possa accadere, perché poi hanno tutta quella parte di appartamenti che ormai sono diroccati. Non li affittano perché chi entra dentro agli appartamenti dell'ATER non pagano né l'affitto né il condominio e l'ATER è in sofferenza. Allora lei capisce, Mirella, che la locazione turistica non è il solo male, ma c'è ben altro su cui discutere. Molto chiaro. Abbiamo Claudio da Marano. Vai Claudio. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. A Trieste c'è una caserma che è una delle più grandi caserme in Italia, mi sembra si chiami San Giusto. Sta diventando un campus per 2.500 studenti, cioè dormono dentro un'ex caserma e ci sarà anche un campus come in America. Su a Belluno ci sono parecchie caserme che non sono state messe in disuso e anche in vari posti potrebbero essere utilizzati come campus, cioè anche a Fantuzzi per esempio di Belluno, per le scuole. È un'opportunità che hanno i paesi per diventare, diciamo così, paesi per l'istruzione, insomma città per l'istruzione, e anche Belluno. Ecco, questa è una bella idea, quella del campus, invece di fare affitti e questo e quello. Cioè uno va là, fa tutta una spesa e c'è tutto, insomma.
Buona giornata. Grazie Claudio, avevo sentito anche le riflessioni di Claudio, sentiamo adesso le riflessioni di Evelyn Zanco. Ecco, trovare la possibilità di dare anche la dignità a questi ragazzi nel momento che possono anche vivere assieme, ecco, fare squadra, loro amano questo, loro sperano, hanno anche la fidanzata, tanti, perché per loro è normale, cioè dobbiamo anche capire che parliamo di persone. Ecco, come questi numeri che ha detto Ondina fanno rabbrividire. Avete sentito che numeri di appartamenti e suite che ci sono in Italia, è pazzesco, e tutti sono senza casa. Prego Evelyn, come commentiamo? Beh, allora, sul discorso degli studenti c'è sempre, insomma, io ho avuto cugini che stanno alla ricerca di appartamenti per l'università ed effettivamente hanno a volte prezzi proibitivi, però forse il fatto proprio di arrivare a un campus magari renderebbe un po' più omogenea o calmierebbe forse i prezzi del privato, che poi spesso e volentieri si approfitta. Cioè, non si può non dire che non si approfittino di questi ragazzi e del fatto che comunque lì ci devi stare, per cui anche se ti chiedono qualcosa in più magari paghi. I nostri ragazzi, specialmente quelli che frequentano l'associazione del Sorriso, sarebbero perfettamente in grado di vivere da soli. Infatti l'ULSS si sta un po' attivando con queste case famiglia, con questi appartamenti condivisi, sono però ancora troppo pochi, poi non si capisce perché alcune strutture riescano a partire e altre abbiano difficoltà. Poi un problema e un limite è anche dove vengono fatti, perché per noi che abbiamo la macchina o per una persona che ha una macchina puoi farli ovunque, che sia in collina, che sia in pianura, che sia più vicino alla città o meno, non cambia poco, siamo automuniti. Loro spesso e volentieri non hanno la patente, per cui fare un appartamento condiviso dove non ci sono i mezzi pubblici, perché la domenica le corriere non ci sono e quindi loro la domenica non riuscirebbero a muoversi se qualcuno non li va a portare e a portare avanti e indietro. Se non ci sono i treni, se non c'è la possibilità di arrivare in qualche posto, loro rimarrebbero chiusi e avrebbero anche difficoltà nell'andare al lavoro, perché magari il collegamento delle linee non permette di arrivare dalla casa al posto di lavoro, per cui sarebbero in difficoltà. Quindi è facile, cioè sarebbe bello, però bisogna anche pensare a dove metterli, perché costruire una cosa bella in un posto bellissimo dove però loro poi sarebbero limitati diventa ancora peggio. Forse dobbiamo rivedere, come diceva Ondina, la storia dei centri storici. È come io dico sempre, il discorso che riguarda i diversamente giovani, queste RSA che vengono fatte in mezzo ai campi, lontano da tutti e da tutto, perché dobbiamo pur parlare, magari vicino anche ai cimiteri, a volte così fanno presto. E infatti ho fatto cambiare un cartello perché lo trovavo vergognoso, casa per anziani vicino proprio entrata del cimitero, cioè capite bene che ma ci vuole tutto, c'è il buon senso. Ma quello che veramente traspare, Ondina, è ad esempio questi appartamenti solo extra lusso. Ecco, si costruisce solo l'extra lusso, 2 piscine, 12 bagni, sauna. E mentre noi abbiamo queste realtà con dei numeri veramente importanti, con persone che potrebbero pagare anche affitti decenti, invece tutti quanti si sono montati la testa. Ecco, e poi le tasse, perché bisogna vedere anche le tasse che si pagano. Allora Ondina, io sono andata a Venezia, ho visto su queste isole bellissime, che poi è anche facile da raggiungere perché abbiamo i traghetti, perciò non è che sia così difficile, abbandonate a se stesso con degli immobili enormi, penso anche non tutti proprio in decadenza, perché si spera sempre che arrivi il cinese, il giapponese, l'indiano, il pakistano ad acquistare l'isola e fare l'hotel a 8 stelle. Non è che forse qualcuno deve rivedere, perché così non si va da nessuna parte. Gli ospedali hanno bisogno di infermieri, di lavoratori, di lavoratrici, molte vengono dal sud, perciò devono trovare casa, gli studenti lo stesso. Ecco, abbiamo bisogno di residenze per i diversamente giovani, per i diversamente agili. Però si guarda solo all'extra lusso. Allora adesso sta scomparendo l'extra lusso, quello che riguarda lo shopping. Non so se fra poco sparirà anche l'extra lusso per gli appartamenti, e non se ne può veramente più. Ecco, Ondina, perché non si riesce a vedere veramente la necessità del paese, del territorio dove vivi, veramente di quello che necessita? Perché poi guardo che da nord a sud, a est a ovest, sono sempre quelli i problemi e le necessità. Prego. Allora,
Prima di collegarmi alla trasmissione stavo ascoltando la radio RTL e c'era Stefano, non mi ricordo il nome di chi fa la trasmissione poi su Rai 3, Giletti, dove stavano parlando delle carceri, no? Perché adesso c'è la questione della legge sui reati che ne hanno inseriti delle altri, hanno detto beh, è inutile continuare a inserire dei reati quando poi non c'è la certezza della pena. La certezza della pena non c'è perché non c'è il posto in carcere, di conseguenza un po' il cane che si mangia la coda. Allora, in parte che io do dei numeri che ho sentito, per cui insomma prendiamoli per quelli che sono. Se noi in carcere avessimo il 70% in meno degli extra comunitari che sono dentro per i reati anche minori che hanno commesso, molto probabilmente avremo il posto nelle carceri. Allora, la questione è che noi non rimpatriamo le persone che delinquono in Italia e che dovrebbero stare nel loro paese. Allora, partiamo dalla certezza della pena, per cui una legge che non viene applicata, e partiamo allora anche dalla questione delle abitazioni, che noi abbiamo le leggi, ne facciamo delle altre perché così intanto la gente sta buona, ma di fatto le leggi non si applicano. Se lei per avere uno sfratto ha bisogno di 10 anni, lei capisce che la giustizia non funziona neanche qui. Se io guardo la trasmissione di Mario Giordano e mi trovo che un ufficiale giudiziario come modo di vivere è quello di andare in affitto in case per poi non pagare l'affitto, ed lui è un ufficiale giudiziario che è quello che dovrebbe fare gli sfratti, lei capisce, e quelli del tribunale sanno benissimo e non fanno niente, lei capisce che qui c'è qualche cosa che non funziona. Allora, noi abbiamo proposto, per esempio nell'ultima audizione che ho fatto il 10 di dicembre al Comune di Venezia, perché voi dovete sapere che con la nuova legge finanziaria, che uno può fare locazione turistica fino a 2 appartamenti con il codice fiscale, dal terzo lei deve aprirsi la partita IVA. E uno dice, vabbè, apre la partita IVA. Peccato che chi fa la legge non sa che a Venezia, centro storico, mancando i collettori delle fosse settiche, perché il comune con la legge 206 del 95 doveva dotarsi di fosse settiche, a oggi sono passati 30 anni esatti, l'ha fatto in pochissimi posti. Io per poter fare locazione turistica devo avere la fossa settica, altrimenti non posso aprire. Bene, uno dice va bene, non apri, ma questi sono già aperti, noi avremo 200-300 strutture che dovranno chiudere perché il comune non ne vuole sapere, anzi noi abbiamo mandato delle PEC all'assessore Venturini, all'assessore De Martin, risposta non pervenuta, abbiamo scritto al ministro del turismo e delle finanze, risposta non pervenuta, abbiamo scritto all'assessore del turismo della regione Veneto, il dottor Pavanetto, il quale è stato l'unico che ci ha fissato l'appuntamento per il 23 di gennaio. Queste persone cosa fanno? Me lo domando anch'io tutti i giorni, cosa fanno certe persone anche strappagate. Oltretutto abbiamo sentito ieri anche gli stipendi di un consigliere regionale che vanno dai 7-8 mila euro, poi hanno detto dobbiamo dare i soldi al partito, è un problema tuo. Io so che quelli sono i soldi che vengono erogati a ogni fine mese, poi ognuno ha le proprie, però penso che non sia un lavoro, gliel'ho anche detto, usurante di sicuro fare il politico, e soprattutto queste cifre che lasciano veramente dell'amaro in bocca a chi veramente si fa un mazzo così, con fatica, sudore, sacrificio, e lavorando non riesce neanche ad arrivare alla fine del mese. Allora, Evelyn Zanco, vediamo questa locandina che abbiamo, non so chi l'ha mandata, se l'ha mandata questa locandina, per capire anche quello che avete fatto, quello che state facendo, come si è chiuso il bilancio 2025. Allora, il bilancio 2025 si è chiuso molto bene, abbiamo la lista di persone che vorrebbero venire come associati, come persone con disabilità, non abbiamo la stessa lista purtroppo come sempre di volontari. È stato il 2025 un anno appunto con la chiusura col teatro molto
commovente quasi, si può dire, perché abbiamo commosso un po' tutti quelli che sono venuti a teatro. Mi dispiace di non avere nessuna immagine. Avevo mandato, ma forse non le avevo mandate troppo tardi. Troppo tardi. E quindi è stato proprio un anno molto ricco, perché poi questo ci ha permesso di creare appunto con i ragazzi un gruppo che si diverte, che ha piacere di trovarsi, perché poi siamo passati dal dopo Covid, dal prima Covid a 10-12 presenze sulle uscite, adesso ne abbiamo 20-22. Hai capito. E questo è stato un grande orgoglio per l'associazione, perché abbiamo capito e ci fa capire che stiamo lavorando bene, che i ragazzi con noi si divertono, che vengono volentieri, perché quando ti trovi con un gruppo di 20-22 persone e qualsiasi attività proponi, che sia dalla partita, che sia dall'uscita la domenica andare a visitare una città, che sia appunto il discorso del teatro. Infatti adesso il 28 febbraio andremo in replica. Lo diciamo allora? Il 28 febbraio saremo al Careni, aperto a tutti, per cui chi è al Careni di Pieve di Soligo. A che ora? Alle 8:30 di sabato sera, dove ripeteremo questo spettacolo. E lì sarà una buona occasione per poter conoscere i ragazzi e loro possono far vedere quello che sanno fare, ed è stata anche una loro richiesta di fare questa nuova replica. Beh, insomma, l'abbiamo fatto una volta, potremmo farlo anche una seconda. Certo. Non è stato imposto a loro nulla, nel senso che se lo sono scelto loro cosa fare, che nell'insieme poi è stato sembrava pilotato. Come si intitola questo spettacolo? Quello che possiamo fare io e te. Che bello. Abbiamo Silvana da Vittorio Veneto. Ciao Silvana. Buongiorno, senta, non ho capito bene, io ho un appartamento al mare a Caorle, per via di quelli affitti che stavate parlando, ma non ho capito bene, mi potrete spiegare un po' meglio? Subito Silvana, immaginavo, guarda, perché so che è molto interessante, ecco, l'ospite, tutti e due, però in particolare capire anche come funzionano gli affitti, non è cosa semplice, non ne parla nessuno, io non so se non invito, io tante cose non le sapevo neppure. Allora, Ondina, spieghiamo a Silvana, stai in linea Silvana, che se vuoi fare qualche domanda a Ondina, così hai Giacomini in diretta. Prego Ondina. Vi ringrazio. Allora, siccome qui purtroppo cambiano le norme cioè andiamo a letto con una norma, ce ne alziamo al mattino con un'altra, e spesso le persone che ovviamente non sono del mestiere, nel senso che sono qui come noi, come associazione, che tutti i giorni studiamo appunto tutte quante le normative e poi mandiamo ai nostri associati e non, quali sono i cambiamenti. L'anno scorso c'è stata questa variazione, nel senso che tutte le persone che affittano, compresa quella della signora presumo, al mare o in montagna, come facevano una volta l'appartamento alla Mirella che va una settimana, la signora, che adesso non ricordo il nome, cosa fa? Fa la sua bella ricevuta per i soldi che percepisce per quella settimana o per quel mese. Ecco, dall'anno scorso c'è l'obbligo di legge di avere per forza la locazione turistica, perché sono cambiate tutte quante le normative, ok? Allora, molti non lo sanno e per esempio il comune di Jesolo sta mandando parecchie sanzioni e la gente si trova a pagare sanzioni molto forti senza neanche sapere il perché. Cioè vuol dire che la signora che ha l'appartamento a Caorle, se lei oggi vuole affittare come faceva sua mamma, sua nonna, anche lei stessa, deve per forza avere una locazione turistica. Ferma Ondina, sentiamo Silvana, hai capito? Allora ascolti, io ho una locazione turistica perché pago anche cosa si chiama? È una roba particolare che non mi ricordo. La tassa di soggiorno. La tassa di soggiorno è fuori della porta dell'appartamento, devo mettere un'etichetta. Il CIN. Brava, che ho un codice, insomma. Sì, quindi io sarei in regola con questo? Assolutamente sì. Lei in regola, l'importante è che segua le normative del suo comune, perché purtroppo, Mirella, noi abbiamo la politica a Bruxelles che fa le regole, ma abbiamo la Regione Veneto che fa le sue regole, abbiamo il comune che fa le sue regole, per cui questa povera cittadina non deve seguire una regola, ne deve seguire
3 e saperle tutte. Allora, lei deve seguire quello che dice il comune di Caorle, dovrà fare la dichiarazione trimestrale o mensile a seconda del comune, che è la dichiarazione appunto della tassa di soggiorno che lei deve pagare in quel mese. Attenzione che entro il 30 di gennaio, oltre a fare ogni 10 giorni l'Istat in regione, tenga presente, che così do una notizia al volo, che entro il 30 di gennaio moltissimi comuni d'Italia vogliono ancora il modello 21. Che cos'è il modello 21? È il riassunto di tutte le tasse di soggiorno che lei ha pagato l'anno scorso, che lei presenta in comune, che poi va alla Corte dei Conti. Ascolti, mi ripeta quello del 21 che non ho seguito. Cosa ha detto quello? Allora, entro il 30 di gennaio molti comuni vogliono ancora il vecchio modello 21, che è praticamente il riassunto di tutte le tasse di soggiorno che lei ha pagato nel 2025, che lei deve mandare, protocollare nel suo comune, questo mi sembra sia Caorle se non ricordo bene, che poi Caorle le manderà il comune alla Corte Silvana, dei Conti. vai dal commercialista che è meglio, ti dico io, vai dal commercialista che se ti sbagli una virgola ti tocca pagare tutta un'altra volta e tasse del soggiorno che te ha pagato e funziona così in Italia. Grazie Silvana, grazie Ondina, devo correre purtroppo perché siamo in chiusura, ma quello che volevo capire è tutta questa burocrazia anche per il mondo delle fragilità. Noi vediamo che aumenta sempre di più. Io dico che è vergognoso che la politica non abbia capito, invece di detassare, ci danno sempre più problemi, diventiamo sempre più responsabili come presidenti di associazione, con una burocrazia che veramente non ci fa più respirare. Io parlavo ieri, non so chi vuole fare la firma digitale, provate ad andare a fare la firma digitale, provate ad andare a fare la firma digitale, che adesso sarebbe utilissima, perché ma provate a farla, non ci sono le chiavette, c'è un elenco enorme di persone che la vogliono, provate a farla online ed a diventare matta, ci vuole l'avvocato, il commercialista, il ragioniere, ma si può continuare così? Ma possibile che non riescano a capire che non ci sono neppure loro a fare queste cose qua, perché se le faranno fare da qualcun altro, visto tutti gli impiegati che hanno, che è pazzesco, o sbaglio, Evelyn? Sì, allora io per lavoro devo avere la firma digitale, lo SPID, la tutto CIE, quello quello che serve, perché mi serve per il mio lavoro. Il volontario, l'ex presidente, quello a cui io sono succeduta, che era una persona che presta il proprio servizio in pensione, ha dovuto spendere 100 euro per farsi la firma digitale, perché altrimenti non si può entrare sul RUNS e non si può. E quindi dici, ok, a me serve per lavoro, quindi io ammortizzo il costo, però effettivamente una persona che fa solo quello deve spendere 100 euro. Sono tanti 100 euro? Sì. Sì, per quello che devo fare, per 3 cose, per la nostra associazione. Per una firma 100 euro, anche no, dicomi, E quindi ti trovi, infatti, a volte diciamo ci serve il commercialista proprio perché ci sono delle cose che non riesci poi. Delle incombenze. Giustamente se sbagli una cosa sei finito, perché ti rischi sanzioni, rischi di farla in ritardo, rischi di non capire, e quindi prima di farla ti informi, e non sempre anche la richiesta di informazione è così facile interpretare la norma, perché uno sì, uno no, ma così, ma sì, ma no, e diventa poi difficile gestire. Vedo il telefono, c'è qualcuno ancora in linea? Pronto? Sì, pronto? Pronto, prego. Pronto, ciao Mirella, sono Maurizio di Corcese. Ciao Maurizio caro, scusami per l'altra volta ma non sono riuscita a farti passare, vai. Grazie, allora intanto saluto te, saluto anche i tuoi ospiti. Allora, argomenti interessanti. Vorrei parlare con la signora che si occupa degli affitti. Allora, volevo chiedere, cara signora, qua come la mettiamo con certi affittuali, che fanno tutto in nero? E ce ne sono parecchi in giro, però la finanza non li va a beccare. Com'è sta storia? Perché naturalmente se una persona giustamente che si trova in difficoltà eccetera è costretta, non trovando affitti alti, perché sono tutti alti adesso gli affitti, partono da un minimo di 500 e vanno a un massimo di 1000 euro, forse anche di più. Un povero Cristo come fa a pagare un affitto così alto, e naturalmente poi tutte le spese che dopo vengono? Naturalmente che cosa fanno? Cercano di accettare sta cosa, ma il bello è che queste persone, signora, ne approfittano della disgrazia della persona,
Quindi lo scannano, gli portano via tutto lo stipendio e allora lì poi vengono fuori le storie, le denunce e tutta una serie di cose. Ma allora perché queste persone devono sempre farla franca con gli affitti in nero? Mi può spiegare? Grazie, buona giornata. Grazie, prego Ondina. Allora, per quanto riguarda gli affitti nero, io ho molta fatica a dare delle spiegazioni, perché comunque è un reato e se uno commette un reato deve pagarne le conseguenze. Per quanto riguarda invece il resto, io trovo che lei abbia perfettamente ragione sul fatto che in Italia abbiamo gli stipendi più bassi, ok? E di conseguenza l'affitto, per quanto basso sia, e sarà sempre troppo alto, perché se io guadagno 1.400 euro al mese e ho 500 euro di affitto da pagare, più ho tutte le bollette, più ho il condominio, non mi avanzano i soldi per mangiare. Questa è una denuncia che noi abbiamo fatto non più tardi del 10 di dicembre sia al Ministero delle Finanze, del Turismo e al Comune di Venezia. La questione è che allora dovrebbero intervenire gli appartamenti dell'ATER, dove sono appunto quell'ente istituito dallo Stato, dalle regioni e dal Comune, per mettere a disposizione gli appartamenti con dei prezzi calmierati. Non si può pensare che il privato, voglio dire, assolvi questa questione, perché il privato non ha colpa se gli stipendi sono i più bassi d'Italia. L'altra questione è che ci dimentichiamo che il 110 ha fatto aumentare del doppio tutto il costo per costruire nuove abitazioni e per restaurare le vecchie. È ovvio che se io spendo il doppio per restaurare un appartamento che poi dovrei affittare a lei, come faccio a affittarglielo a 400-300 euro al mese? Se di IMU ne andrò a pagare 200? Basta così, perché non ho più tempo, ma è stata chiarissima Ondina Giacomì, la inviterò ancora perché vedo che il tema veramente prende, perché non conosciamo, ci fidiamo del commercialista, ci fidiamo di andare in Inter, noi ci fidiamo di tutti, alla fine ci prendiamo di quelle fregature, ma di quelle fregature che neppure si immagina. Grazie veramente a Ondina Giacomì, referente associazione ABBA, abbiamo parlato di locazione turistica. Sentiamo come ci saluta Evelyn Zanco, ripetiamo questa associazione che è presidente, il Sorriso, e soprattutto questo spettacolo, perché ci tengo molto, sì, ecco, che veramente partecipino tante persone. Prego. Il 28 febbraio al Carini di Pieve di Soligo faremo questo spettacolo teatrale, quindi sarà solo teatro, saranno attori solo i ragazzi dell'associazione, non ci sarà nessun volontario che farà lo spettacolo con loro, alle 20:30, e vi aspettiamo per venirci a conoscere e venire a conoscere loro. Grazie, grazie anche a Evelyn Zanco, il Sorriso, che bello, grazie, quante cose anche questa mattina. Pubblicità. Guardate che sorpresa questa mattina che vi fa Mirella, per me è un onore veramente grande. Guardate chi c'è a fianco della Mirella, il nostro direttore Luigi Baccialli, che ringrazio, che presenterà anche questo libro molto importante, perché Focus, storia, retroscene e segreti di un talk show di successo. Qua non c'è dubbio, sento anche dalle telefonate, lei è amato di più, direttore Baccialli. Saluto anche Michela Piccole, Mamme No Pifas. Ciao Michela, volevo veramente che voi aveste la possibilità di sentire anche un grazie da questo direttore che sa cos'è la sensibilità, che si sta spendendo anche lui con Mirella, che ne combina di tutti i colori, delle volte metto in crisi anche il direttore, per cercare di far capire invece la realtà qual è, che è una realtà che va ascoltata, di queste mamme, direttore, che da anni e anni forse adesso vedono un po' di luce. Allora direttore, cosa ci dice? Com'è la situazione? Come abbiamo chiuso il 2025 con questo talk, Focus, tanti veramente ospiti di tutti i tipi, tante cose, cosa dice? Intanto saluto la tua ospite e poi parleremo delle mamme PFAS, immagino, ma insomma è stato un anno dove abbiamo avuto un'abbondanza di fatti di cronaca senza precedenti. Il nuovo anno minaccia, ormai garantisce di procurarci altre notizie terribili, altri fatti legati alla violenza, al disagio, alla salute mentale. Tu
Mirella ne parli ogni giorno, devo dire che Sveglia Veneti è un punto di riferimento per tutto quello che riguarda le difficoltà delle famiglie, delle imprese, dei giovani, degli anziani, dei malati, per cui davvero Focus è il talk a cui tu spesso intervieni. Vorrei che tu potessi esserci ancora più spesso, però Sveglia Veneti è veramente un programma che fa grandi ascolti e che rappresenta quello che è da sempre il messaggio di Media Nord-Est. Tu ricordi da sempre le iniziative dell'ingegner Giovanni Giannakopoulos, che fu lui a lanciare i Veneti schiacciati dalla crisi. Che nessuno ci credeva poi, vero ingegnere Giannakopoulos, che nessuno ci credeva. No, e che poi abbiamo condotto insieme per un certo periodo, poi tu hai continuato con grande seguito di pubblico, poi Sveglia Veneti, insomma, quindi proprio l'ingegner Giovanni aveva sempre in mente l'aiuto ai più deboli. Io mi ricordo per esempio la campagna per togliere le barriere architettoniche a Bassano del Grappa per consentire a una disabile di entrare in una chiesa, e poi la raccolta fondi per un bambino che aveva una gamba più corta dell'altra, era stato poi operato negli Stati Uniti, insomma, quindi questa è stata sempre la nostra missione e tu hai rappresentato questa volontà di fare anche la nostra parte in maniera straordinaria per tantissimi anni ormai. Senta direttore, una domanda volevo farle. Lei è stato un grande direttore, ha diretto anche il Gazzettino, è stato con Indro Montanelli. Ecco, come vede la situazione del giornalismo? Ecco, questo giornalismo d'inchiesta, ecco, questo giornalismo che cerca di far vedere anche una realtà che non si conosce, di andare proprio sul centrare l'obiettivo, quello che è la verità di un paese che veramente è in forte ansia, su tutto anche per quanto riguarda la sicurezza. Come l'ha letta ieri il garante della privacy? Cos'è la privacy? Perché io non ho mica capito, direttore, non posso far vedere i ragazzi che a me stanno a cuore diversamente agili perché devo firmare questa... E dopo ne vediamo di tutti i colori. Cos'è la privacy per un giornalista, direttore? Cos'è il garante della privacy? Ma la privacy è, diciamo, una garanzia di riservatezza per quanto riguarda il nostro privato, appunto, no? Non ci sono delle leggi, secondo me sacrosante, che impediscono di portare alla luce in circostanze in cui non è consentito fatti e vicende della nostra vita privata. Quindi faccio un esempio, fa parte anche un po' della privacy il fatto che non possano essere pubblicate intercettazioni in cui compaiano persone che non sono penalmente perseguibili e che non sono all'interno di un'inchiesta, no? Quindi se tu parli con me, io sono un bandito, e tu mi parli perché mi hai telefonato magari per sbaglio, poi non puoi andarci di mezzo tu perché hai chiamato un bandito, no? Quindi la privacy è anche garantire a tutti, diciamo, di non essere colpiti da azioni invasive in questo senso. Dopodiché il garante della privacy, stando all'inchiesta, è accusato di peculato, cioè avrebbe utilizzato dei soldi pubblici per sue questioni private. Ecco, a proposito di privacy, nel suo caso la privacy non può essere garantita perché avrebbe commesso un reato, e è notizia anche per esempio di questi ultimi giorni di un sindaco veneto che è stato accusato dello stesso reato, e quando c'è reato ovviamente della privacy non c'è traccia, non deve esserci traccia. Allora direttore, questo libro molto bello, Piazza Editore, Luigi Baccialli, Focus, guardatelo. Iniziamo storia. Qual è la storia di Focus? Quando inizia Focus, direttore?
Beh, Focus iniziò prima che io arrivassi a Rete Veneta. C'era Domenico Basso che conduceva, era un programma che era già attivo, e io sono subentrato nel 2009, quindi ricordo che avevamo uno studiolo in Via della Repubblica, era un appartamento, davvero era una stanza, no? C'erano delle pareti coperte da teli neri, un paio di riflettori e comunque degli ospiti, e facemmo già all'epoca questi dibattiti. Poi ci siamo trasferiti a Villorba in un grande capannone dove c'era uno studio ovviamente molto più ampio e molto più attrezzato, e poi siamo arrivati qui a San Biagio di Callalta dopo che Filippo Iannacopoulos, il nostro amministratore unico, aveva rilevato Antenna 3, no? Quindi siamo andati avanti e ho fatto, sul libro c'è il conto delle migliaia di puntate che abbiamo fatto e delle migliaia di ospiti che abbiamo avuto in questi 16 anni. Io, ecco, la cosa di cui sono abbastanza fiero è che è l'unico talk in Italia che va in onda in diretta 5 giorni alla settimana. Cioè in genere i talk nazionali vengono registrati nel pomeriggio e poi a volte, se ci sono incidenti di percorso, vengono così in qualche modo aggiustati. Noi andiamo in diretta come vai tu in diretta, con le telefonate, io con gli SMS, i WhatsApp, gli ospiti, e quindi c'è il bello, e anche ci può essere anche il brutto della diretta, nel senso che possono capitare imprevisti, incidenti nel senso di magari risse un po' troppo vivaci tra gli ospiti, ma l'importante poi è sapere gestire queste situazioni, insomma, questo Michela Piccoli, questa mamma, ecco, scusami Michela, ma io dico che una guerriera come te, ecco, è difficile trovarne, sei riuscita a creare una squadra enorme con altre mamme, altri papà, ma soprattutto le mamme. Qual è la storia, la tua storia invece, Michela? Questa storia dei PFAS, che veramente è talmente una cosa così importante, parliamo di salute pubblica mondiale, ma siete state voi a partire, a dare il là, per scoprire che veramente nella storia c'è qualcosa di perverso e di orribile per tutta la comunità, perché stiamo parlando della salute delle persone. Prego Michela. Intanto grazie mille dell'invito Mirella, sei sempre accanto ai cittadini, ecco, forse sei una persona così, anche di grande cuore. Abbiamo scoperto tutto perché nel 2017 un'analisi del sangue ha rilevato che nel sangue dei nostri figli c'erano i valori più alti al mondo mai riscontrati nei cittadini, e i nostri figli, allora sedicenni, erano proprio queste persone identificate come i maggiori esposti che non erano i nostri figli lavoratori dell'azienda, chiaramente quelli molto più esposti. Però noi come madri non sapevamo niente dei PFAS, abbiamo poi scoperto che era un'azienda a 30 km da noi e che però questa piccola azienda che contava 100 operai aveva inquinato la falda acquifera che di conseguenza venivano prelevate, le acque venivano prelevate e poi distribuite attraverso l'acquedotto. Di conseguenza, bevendo quest'acqua, noi ci siamo tutti contaminati. Senti Michela, noi perché madri... la storia è molto lunga e il tempo purtroppo è tiranno. Sì. Ma alla fine, adesso questo inizio del 2026, cosa ha portato alla luce? Che passi avanti avete fatto? Allora il passo avanti proprio di questi giorni, del 13 di gennaio, per cui l'altro ieri, è che l'Unione Europea con la direttiva quadro acque ha posto dei limiti chiari e definitivi sulla quantità sul limite dei FAS che possono essere nell'acqua potabile. Stiamo parlando comunque di valori molto alti, perché 100 nanogrammi litro per 20 sostanze sono alte. L'Italia adesso ha recepito questa direttiva, ha chiesto una proroga per alcune cose, cioè fra 6 mesi verranno, diciamo, posti dei limiti anche per altre molecole come gli ADV prodotti
la ditta Solvay di Spinetta Marengo, e verranno posti dei limiti più restrittivi per 4 molecole indicate dall'EFSA. Diciamo che è un passo avanti, ecco, un passo avanti che però l'Italia doveva fare molto prima. Intanto siamo partiti, bisogna essere ottimisti. Dicono alla Mirella che devo essere ottimista, perciò dobbiamo essere ottimisti. Direttore, cosa vuol dire scoprire la verità? Ad esempio, dopo la storia io leggo retroscena. Ecco, spiegare un retroscena, far capire l'importanza del retroscena, perché è una parola molto importante. Beh, questo dovrebbe far parte del giornalismo d'inchiesta, no? Tu prima mi chiedevi qual è il lavoro dell'informazione in un paese così funestato da scandali, da vicende che purtroppo lasciano, insomma, fanno accapponare la pelle, ne abbiamo raccontate tante. Il giornalismo d'inchiesta dovrebbe approfondire, dovrebbe scavare, dovrebbe indagare, dovrebbe anche accusare. In Italia non siamo i migliori cani da guardia del potere, così si dice, no? I giornalisti sono cani da guardia del potere, siamo un po' dei barboncini, ecco, più che cani da guardia, perché molto spesso non andiamo in profondità, non abbiamo il coraggio di scomodare i potenti, anche perché poi, sai Mirella, poi fioccano le querele, sono querele che, per diffamazione, che anche se sei se sei nel giusto, possono comunque colpirti e rovinare una testata economicamente, per cui per forza bisogna fare attenzione. La differenza tra il giornalismo d'inchiesta della Rai con Report, per fare un esempio di giornalismo d'inchiesta molto drastico e molto coraggioso, è che nel caso di querele alla Rai diciamo le querele per diffamazione che ha come dire, collezionato Sigfrido Ranucci paga la Rai, cioè paghiamo noi con il canone, no? Le querele che prendiamo noi le paghiamo noi, le paga l'editore, se non c'è l'editore le paga il direttore o le paga il singolo giornalista, per cui c'è questa spada di Damocle che molto in Italia, diciamo, avvantaggia più i disonesti che gli onesti, no? Perché basta un cavillo, basta una virgola e possono... Ma al di là di questo, l'importante però è in casi come quello dei PFAS, come abbiamo fatto noi, credo, in maniera più che attenta, abbiamo raccontato la situazione, abbiamo dato voce alle mamme. La redazione di Vicenza è sempre arrivata sul posto quando era necessario arrivarci, abbiamo parlato con chi è stato danneggiato, ci sono inchieste spaventose, quella del professor Bigeri dell'Università di Padova, qui c'è una correlazione, ci sono 4.000 morti in più negli ultimi anni. Sono tanti, e si mette in rapporto questo aumento esponenziale di decessi con l'inquinamento delle falde acquifere. Quindi noi su questo, cioè i giornalisti su questo non devono far altro che denunciare e raccontare senza farsi troppi scrupoli, però stando attenti appunto a non farsi impallinare da qualche magistrato. Michela, invece retroscena che tu, ecco, che ti ha colpito di più, che non avresti mai pensato, c'era la verità però c'era un retroscena. Qual è stato il retroscena che ti ha colpito di più, che ancora adesso ci pensi? Era una cosa era quello che vedevo, una cosa era il retroscena dietro quella cosa che volevano a tutti i costi farmi vedere. Prego. Chiaramente quando si prende una posizione e questa posizione è chiara per te, perché è documentata assolutamente non da ideologie così raccolte a caso, ma documentata da studi scientifici, studi istituzionali, nazionali e internazionali, hai la sicurezza, hai la certezza di quello che stai facendo. La cosa difficile in questi retroscena, chiamiamoli così, è riuscire a creare la consapevolezza, perché tante volte abbiamo preso delle allarmiste, abbiamo preso di persone che creiamo negli altri il panico, ansia, eccetera. In realtà
quello che noi abbiamo detto era supportato da documenti scientifici così chiari che anche un bambino delle elementari poteva leggerli. Poi tutti quanti i tecnici, le persone che ci hanno aiutato a tradurre questi documenti, il nostro compito è stato quello di poi diffonderli, di creare consapevolezza. Noi siamo madri, non siamo scienziati, non siamo studiosi né ricercatori. Cerchiamo di tradurre questi documenti in maniera comprensibile. E la cosa importante ci è stata data un aiuto grande, ci è stato dato dai giornalisti, perché anche i giornalisti, una volta che comprendono il problema, e poi davanti a un disastro del genere non potevano girare la faccia dall'altra parte, e anche loro avevano il coraggio di parlare, perché a supporto di tutto questo c'era una grande, e c'è una grande verità. Molto chiara, Michela. Direttore Bazzali, cos'è l'informazione abbinata alla trasparenza? Perché sì, l'informazione, però io devo avere anche un contraddittorio su quello che sento, la trasparenza di capire. Ecco, è così semplice, perché mi sembra che la comunicazione sia fondamentale. Io delle volte ho ospiti che parlano molto tecnico e dico: dovete spiegare però la sigla, perché per voi è facile, ma uno a casa. Quanto è importante è una comunicazione corretta, semplice e trasparente? Guarda, ti faccio un esempio, hai citato Montanelli, con cui ho avuto la fortuna di lavorare 10 anni al giornale, poi sono andato con lui alla Voce. Lui a volte leggeva, andava in tipografia, leggeva un articolo e chiamava il giornalista che l'aveva scritto e diceva: guarda che non è chiaro, cioè devi essere più semplice. Cominciava col suo pennarello a cancellare, no? A semplificare e anche a riscrivere. Lui si metteva lì in tipografia a 90 anni magari e aggiustava un pezzo proprio perché fosse chiaro, no? Fosse trasparente anche nei commenti diciamo, l'obiettivo di chi aveva scritto un fogliettone, un editoriale. L'importante era, diceva sempre, l'importante è che a casa chi legge capisca quello che vuoi dire. Qui non è chiaro, quindi è fondamentale, cioè il nostro lavoro deve essere, dobbiamo avere il cosiddetto, diciamo, dono della sintesi, cercare di essere molto sintetici e soprattutto spiegare cose complicate in maniera molto banale, se vogliamo, perché altrimenti questo è il ruolo in fondo dell'informazione, no? E raccontando casi come quello delle mamme PFAS, dell'inquinamento, delle falde, anche lì bisogna essere non soltanto chiari, bisogna essere documentati, guardare tutte le fonti, evitare di lanciare accuse senza avere delle prove, perché bisogna stare attenti anche in questi casi, non si può rovinare la reputazione di qualcuno che non ha colpe, no? E che non è ancora stato così diciamo travolto dalla giustizia per ragioni più che valide, ovviamente, in molti casi, ma a volte ci possono essere degli errori giudiziari e i giornalisti devono evitare di favorire quegli errori giudiziari. Michela Piccoli, hai sentito cosa ha detto il nostro direttore Luigi Bazzali? La semplicità nell'informare, ma non è semplice informare su una parola, i PFAS, chi l'aveva mai sentito? Questi termini terribili, difficili da capire, eppure sono anni. Come mai questo silenzio? Ecco, il segreto del silenzio, vorrei dire a questo punto, che noi mangiamo la carne che ha 5 anni, 6, 10 anni, marcia, stramarcia, cambiano le etichette, tutti i fidi. Ecco, il segreto invece di capire l'importanza, voi l'avete capito subito, siete state bravissime ed è partito da qua, dal Veneto, e stiamo parlando di un problema mondiale, ma tutti stavano zitti. Ecco, il retroscena del silenzio, Michela. Io dico una cosa, io sono un'infermiera per cui sono abituata a comunicare in modo semplice, perché la cosa importante è farsi capire dalle persone per avere poi dall'altra parte un riscontro per il loro bene.
Quando davanti a noi il problema lo vediamo grande, troppo grande, come una montagna, preferiamo stare fermi, preferiamo non affrontarlo perché ci spaventa. Ecco che nel momento in cui questo grande problema cerchiamo di tradurlo in parole semplici e non solo di tradurlo accusando, ma anche cercando insieme di trovare delle soluzioni, di parlare con le istituzioni, non tanto accusando, non tanto creando muri, ma io dico creando ponti. Ponti perché siamo tutti genitori, siamo tutti cittadini. E quello che a noi sta a cuore è la salute dei nostri figli e di conseguenza anche la salute dei figli delle istituzioni e dei figli anche dei manager di queste aziende. Perché alla fine bisogna che ci parliamo da genitori, bisogna che pensiamo che il futuro per i nostri figli è un futuro che dobbiamo garantire per tutti i figli. Bisogna partire col piede giusto, che è quello a volte di trovare una comunicazione che porti alla collaborazione. Se creiamo muri abbiamo finito di lavorare tutti. Questo serve per l'Italia, serve con gli altri paesi europei, siamo riusciti ad avere collegamenti con l'America e non ultimo con il Brasile e siamo arrivati in India. Ricordo che la Miteni è stata trasportata in India, cambiando nome chiaramente, e che la settimana scorsa è stata fatta una manifestazione davanti alla Lakshmi Organic, che è proprio la Miteni trasportata là. Per cui anche le mamme indiane adesso si stanno muovendo, anche i giornalisti indiani si stanno muovendo e fare rete, passandoci i documenti e le informazioni, aiuta tutto il mondo. Con i mezzi che ci sono adesso, se usati bene, ci possiamo aiutare a dare una mano tutti insieme. Molto importante quello che hai detto, ecco, qualcuno si sta muovendo e sono ancora una volta le mamme, ecco, le persone per bene che tengono alla loro salute. Senta direttore, segreti di un talk show di successo. Che segreto ci racconta che non conosciamo, direttore? Qual è il segreto che questa mattina racconta a Sveglia Veneti, direttore, visto che hai scritto segreti? Sì, beh, i segreti sono quelli che riguardano intanto quello che non va in onda perché succede dietro le quinte, no? Quando ci sono i problemi nella preparazione di un dibattito televisivo con per esempio tutto il lavoro che facciamo in pochi, siamo in due a fare, a organizzare il talk. Io cerco gli ospiti, poi ovviamente gestisco il dibattito in studio, c'è un regista, uno dei nostri segreti è che chi fa da sé fa per tre. Quando vai nei talk delle televisioni nazionali in regia vedi 20 persone, non si capisce bene che cosa facciano, ma sono in 20, una ventina, una decina alla RAI e a Mediaset, noi siamo in due, cioè io mi occupo della parte giornalistica, della ricerca degli ospiti e di tutto quello che ovviamente la preparazione anche giornalistica utilizzando i servizi dei nostri colleghi che è uno dei cardini comunque del programma, ma poi nella pratica siamo io e il regista e significa che prodotti diciamo di una discreta qualità perché il nostro non è inferiore ad altri dibattiti per ritmo, per velocità, per la partecipazione, per collegamenti in diretta, quindi anche lì con l'avvallo dei tecnici che vanno a fare le dirette, è comunque un programma che facciamo low cost, no? Con risultati per quanto riguarda gli ascolti eccezionali, perché Focus è il primo programma, è il primo talk come ascolti nel nord-est, e questo devo dire cercando di limitare gli sprechi, perché non ce ne sono, e cercando di ottenere il massimo con poche risorse. Questo è anche il motivo per cui le televisioni locali riescono a reggere, a superare la concorrenza. Oggi i giornali, la carta stampata è ridotta al lumicino,
perché è così che vanno le cose, con la tecnologia, con i tablet, i telefoni e quant'altro, e invece la televisione locale con un'informazione come quella che fai tu, cioè collegata strettamente alla gente, ai cittadini, ottiene dei risultati davvero importanti. La parola successo, cos'è il successo per un giornalista? Lei adesso, direttore, dopo tanti anni, pensa di avere successo, ma il successo io penso te lo devi creare, devi meritarlo il successo, e sono gli ascolti che fai. Certo. I numeri, sono quelli che ti danno il successo. Se non hai numeri non hai successo. Ecco, i numeri sono importanti per il successo, direttore. Esattamente, proprio in questi termini non è tanto un successo. Ecco, c'è da parte... noi abbiamo avuto un successo, per modo di dire, grazie al legame che abbiamo stabilito con la comunità, con le comunità. Io credo che noi ci siamo proprio legati moltissimo ai veneti quando ci sono state le grandi alluvioni del 2010-2012 e i nostri colleghi sono andati sul posto per primi. Anche qui le televisioni nazionali sono arrivate diverso tempo dopo e noi eravamo lì con la gente in mezzo al fango, là nel Padovano, dove paesi come Bovolenta, Casalserugo erano sommersi da fango che entrava dappertutto, oppure a Venezia durante le acque alte eccezionali con gli stivaloni ascellari, le dirette che andavamo nei negozi a vedere questi poveri commercianti con le pompe di sentina che di solito si usano sulle barche per togliere l'acqua, no? Che cercavano di svuotare i loro negozi, la disperazione insomma, quello che abbiamo seguito con la tempesta Vaia, per esempio, con tutte le calamità che hanno colpito questa regione, ci ha permesso di stabilire questo rapporto molto stretto con la nostra popolazione, e quindi è successo in questi termini. Devo dire che è stato un successo pieno ed è confermato, appunto, come dicevi tu, poi dai dati. Cioè, quando noi guardiamo le curve dell'Auditel, i dati dell'Auditel che ci premiano ogni giorno, Sveglia Veneti fa dei grandissimi ascolti, Focus, e poi tutta la nostra informazione, i telegiornali delle nostre 5 reti, 3 in Veneto e 2 in Friuli Venezia Giulia, con una copertura totale del Triveneto. Possiamo dirci soddisfatti, ma certo non si finisce mai di migliorare. L'obiettivo è quello di espanderci ulteriormente. Direttore, un'altra domanda importante, penso anche per lei, questa poca sicurezza, questa aggressività, lei l'ha provata sulla sua pelle, ha fatto scalpore perché una persona nota è una persona che ha una visibilità enorme, però questa rabbia, ecco, questa rabbia manifestata con una violenza inaudita per niente, per una stupidaggine, ecco, anche qua l'informazione corretta qual è? Devo far vedere la rabbia, l'aggressività, oppure devo usare toni bassi, profili molto bassi, ecco, e come l'ha vissuta? Ecco, perché penso che siano traumi che non è che si risolvono in pochissimo tempo, perché sono traumi che ti rimangono, ecco. Ma sai, Mirella, nel mio caso, insomma, devo dire, cioè io sono rimasto anche un po' sorpreso dal risalto che era stato dato una vicenda di un signore col cane, che ero io, con 2 cani, che passeggiava, e uno dei 2 cani deve aver rilasciato una lacrima proprio perché è un cucciolo che neanche si siede, la fa mentre cammina e probabilmente l'ha fatta mentre, anzi, ammesso che l'abbia fatta, perché poi io non ho visto tracce di questa, ma insomma io non me ne sono accorto. È arrivato questo signore che mi ha messo la bicicletta davanti, quindi proprio mi ha sbarrato la strada, e già ho capito che era un tipo abbastanza aggressivo, e mi ha rimproverato perché il cane aveva orinato davanti alla sua porta. Ho detto: mi scusi, sono tornato indietro, ho fatto 3 metri con la bottiglietta, ho spruzzato dell'acqua, che come prevede il regolamento di Treviso, questo mi ha schiantato contro il muro, cioè mi ha dato una spinta, era di fianco a me, per cui io non l'ho neanche visto, non me ne sono neanche accorto, mi ha preso con tutta la forza e mi ha buttato contro un muro. Allora, esempio, voglio dire, fatto
ridicolo nonostante le conseguenze, trauma cranico, ovviamente più che altro l'indignazione per essere stato colpito a tradimento, così, cioè, ma uno mi sbatte contro il muro senza preavviso, senza che io abbia fatto niente, questa è la cosa, ma è un fatto ridicolo rispetto a alle aggressioni che raccontiamo ogni giorno, no? Dove ci sono, quando tu devi raccontare la storia di un vigile urbano conosciuto che insieme ad un complice porta un barman 25enne in mezzo a un campo e gli spara un colpo alla tempia. Ma siamo impazziti, cioè un vigile urbano, cioè uno... No, e quindi possiamo e siamo costretti a fare tutti i giorni esempi drammatici, tragici, e io credo, sai, mi chiedevi qual è l'approccio che bisogna... Io credo che noi dobbiamo raccontare quello che accade con molta serietà, in maniera molto asettica, senza fare troppi commenti, perché poi sono fatti che si commentano da soli. Io ringrazio veramente Michela Piccoli, Mamme No PFAS, di essere stata con noi, sempre avanti Michela con le tue guerriere, ecco, continuate perché noi siamo con voi, e l'ha detto anche il direttore Luigi Bacciali. Ricordo Luigi Bacciali, Focus, questo libro, storia, retroscene e segreti di un talk show di successo, Piazza Editore, leggetelo, visto che amate tanto Focus, andate nei particolari che qui c'è scritto tutto. Grazie veramente, prego direttore. Posso dire, Mirella, ne approfitto per dire che stasera siamo a Soave, che è uno splendido paese del Veronese, ci sarà anche il sindaco Matteo Pressi, lo presentiamo al Palazzo di Giustizia in Sala Garritta alle 20:30, per cui insomma chi vuole venire a sentire anche altri particolari, stasera l'ingresso è libero. Partecipate, grazie, adesso andiamo a vedere l'assegno di Mirella, che è il vostro assegno. Ciao grande famiglia di Rete Veneta, oggi siamo al Banco Solidale ed è venuto a trovarci Antonio, un ex imprenditore che stava bene, aveva diversi negozi, 20 dipendenti, all'improvviso crisi e banca hanno perso tutto. Antonio, cosa vuoi dire? Allora, intanto tu sei sposato, hai figli? Sì, io sono sposato e ho 2 bambini, uno di 5 anni e uno di 16. Buongiorno a tutti. Io volevo appunto, sono qua con la Mirella per denunciare tutto quello che è accaduto, la mia storia imprenditoriale. Mi sono trovato di colpo con la banca che mi chiede di investire dei soldi, mi hanno dato un malloppo di carte da firmare in fiducia, come si fa nelle piccole città, si firma, ma vai a vedere che nel frattempo ho comprato delle azioni di Veneto Banca per l'esattezza 9.000. Possiamo dire quanti soldi avevi in questi conti correnti? Beh, erano 360.000 euro, perché all'epoca le azioni di Veneto Banca erano 40 euro. Dopo poco tempo vengo chiamato dal direttore, il quale mi dice guarda perché mi erano stati concessi dei fidi in compensazione dei soldi che avevo versato, delle azioni che avevo comprato. Nel frattempo vengo chiamato dalla banca e la banca mi dice guarda che abbiamo dei problemi, le azioni sono calate come valore e quindi tu dovresti rientrare dei fidi. E questo per me è stato un collasso. Quando ti sei reso conto che avevi perso tutto, che non c'era più niente? Mi sono accorto quando non c'era più niente, quando cominciavano a mandare indietro le ricevute, gli assegni emessi, quando appunto tutti i vari imprenditori, gli altri o i produttori chiamavano per dire la banca non ha pagato questa ricevuta, la banca ha stornato questo assegno, ha stornato questo bonifico, mi sono sentito malissimo, come mi sono sentito malissimo quando non sono stati pagati gli stipendi alle ragazze. Come vivi adesso, Antonio? Cosa fai adesso per mantenere la famiglia? Io adesso sono disoccupato, sono assolutamente disoccupato. Ti hanno svuotato dentro completamente? Sì.
Come guardi i tuoi figli, Antonio, e tua moglie, quando rientri a casa e sai che il giorno dopo sarà peggio di prima perché il lavoro non ne salta fuori, soldi pochissimi, cosa ti senti come uomo? È difficile, è una situazione difficile da spiegare. Devo ringraziare mia moglie e i miei figli perché sono stati bravissimi, mi sono stati vicini. Per loro come per me i soldi non sono la prima cosa. Antonio non sa che c'è anche qualcuno che pensa anche a questi bambini, questi ragazzi. Questo è l'assegno della grande famiglia di Rete Veneta, per la tua famiglia, per i tuoi bambini. Un piccolo gesto di ossigeno. Bene. Che però in questo momento penso ti sia utile, perché noi cerchiamo di tenere in piedi le brave persone. Cosa vuoi dire, Antonio? So che non te l'aspettavi. Devo dire una cosa, io questo periodo ho urlato nella notte ed ho ricevuto solo l'eco delle mie parole. Ho sentito una persona che ho qui vicino a me e questo è il risultato. Senza tante chiacchiere, senza preoccuparsi del cosa, del come, del quando, del perché. Ha capito che c'è una persona che ha bisogno e non ha esitato un istante per contattarmi, chiamarmi. Oggi arrivo qua e mi ritrovo con questo, non so. È questo il nostro ruolo, il mio ruolo specialmente, di cercare di sollevare, di tenere a galla, se non altro, di far respirare queste persone, questi uomini, queste donne, queste mamme, questi papà, che non avendo un lavoro, non avendo niente, non ce la farebbero a respirare. Perciò questo respiro te lo diamo di cuore, Antonio, ti auguro buona fortuna a te e alla tua famiglia. Una cosa che non voglio sentire, che sei depresso, devi rimetterti in gioco. C'è un bambino piccolissimo che non ha nessuna colpa, 5 anni, c'è un altro ragazzo che sta crescendo, perciò non devi mollare, devi resistere per loro.